Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta. Vi ricordo subito che alle 12:30 oggi ci sarà la conferenza stampa del Presidente Zaia dall'unità di crisi di Marghera per fare il punto della situazione sui contagi Covid, contagi che lo avete visto nelle ultime settimane sono aumentati, non tantissimo ma sono aumentati comunque le persone positive. Rimane stabile invece il numero dei ricoveri in ospedale, qualche aumento ma per il momento niente di preoccupante, ma rinnovano i sanitari l'invito e soprattutto il Presidente Zaia a vaccinarsi, anche perché a partire dal 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza dover prenotare, lo ha scritto proprio il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo in una lettera indirizzata proprio alle regioni, con la quale ha chiesto di predisporre corsie preferenziali per l'ammissione alle somministrazioni dei cittadini in questa fascia di età anche senza prenotazione. Il Presidente Zaia aveva detto: noi siamo pronti, per cui dal 16 possono vaccinarsi dai 12 ai 18 anni senza dover prenotare. Vaccini ce ne sono e l'aveva ricordato anche il Presidente Zaia. Ma ora invece vi presento subito l'ospite che ho qua con me, che è Stefano Marconi, il Presidente della provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori. Dunque, intanto partiamo subito da questo, insomma, contagi che sono in aumento, lo abbiamo visto soprattutto nelle ultime settimane, non in maniera preoccupante, però insomma l'appello è quello di vaccinarsi, chi non lo ha fatto di farlo, perché è l'unico modo insomma per cercare di arginare poi questa pandemia che continua a esserci dopo un anno e mezzo. L'unico modo per tentare di tornare ad una soluzione di normalità, e come normalità intendo il momento in cui apriranno le scuole, sappiamo che dobbiamo andarci in presenza al 100%, come normalità intendo anche la possibilità a tutte le attività commerciali di poter fare il proprio lavoro senza incorrere nelle chiusure che abbiamo vissuto l'anno scorso. Quindi il tema delle vaccinazioni è il tema che oggi è l'unico che ci dà la speranza scientifica medica di poter tornare ad una situazione di normalità. Ecco, questione Green Pass, questione che sta infuocando in questo momento la polemica per i Novax che non vogliono il Green Pass obbligatorio nei locali al chiuso, tante le manifestazioni, però anche in questo caso insomma oltretutto è una decisione che viene da Roma. Sì. Innanzitutto, quando sono no vax, no Green Pass, i partiti del no non sono mai stati quelli che hanno consentito al Paese di evolversi nel corso del tempo, no? Poi rispetto al Green Pass credo che alcune storture ci siano. La possibilità di bere un caffè al banco oggi c'è senza il Green Pass, se lo stesso caffè lo bevi seduto al tavolo devi avere il Green Pass. Credo che queste siano delle storture che debbano essere messe a posto, in qualche modo essere normate. Però il Green Pass oggi è quello strumento che ci consente di tornare, come dicevo prima, a situazioni di normalità, quando andremo a scuola, quando andremo al lavoro, quando andremo a fare degli acquisti. Insomma, sono quei strumenti che oggi attestano che si è vaccinati. L'essere vaccinati riduce, se non annulla, la possibilità di contagio, e quindi pian pianino andiamo a regime. È quel che bisogna oggi fare. Un anno e mezzo di pandemia che non è ancora passata, e vediamo il resto dei paesi d'Europa dove hanno messo in pista degli strumenti simili da una parte e diversi dall'altra, che comunque insomma non stanno dando delle buone previsioni. Quindi il Green Pass è uno strumento positivo secondo il mio modo di vedere. Meglio se lo aggiustano un po', perché serve che sia preso in mano per certi aspetti, ma la strada è segnata e l'appoggio convintamente. Ecco, secondo lei che cos'è che dovrebbe essere cambiato di questo Green Pass? Adesso si può andare solo nei locali al chiuso con il Green Pass, parlo dei bar, dei ristoranti, dei teatri, però ci sono attività dove non viene richiesto ancora. Guardi, mi rifaccio un po' il mondo della scuola. Oggi il nuovo piano scuola ti dice che laddove non ci sia il metro di distanza come da linee guida si possa andare in presenza con i dispositivi noti, i dispositivi di protezione individuale, quali la mascherina piuttosto che il gel igienizzante e i comportamenti che sappiamo. Quindi quei posti dove insomma è previsto dell'assembramento stabile, che non sia di breve durata, che ci siano contatti stretti, magari non sia aerato, dove sia difficile mettere in pista le
le linee di guida, di indirizzo per il contenimento della pandemia, secondo me il Green Pass funziona. Laddove le situazioni, mi rifaccio sempre l'esempio del caffè: se uno beve un caffè al tavolo rimane meno di un quarto d'ora teoricamente all'interno di un bar, e il quarto d'ora è un elemento che per esempio distingue i contatti stretti dai contatti non stretti in caso di tracciamento del contagio. In quei casi là, secondo me, bisognerebbe in qualche modo modificarlo. Ecco, si stanno scatenando però delle tensioni sociali proprio per questo nuovo provvedimento. Tensioni sociali, assistiamo a qualche manifestazione, qualcuna anche piuttosto radicale per certi aspetti, e poi magari vengono anche, come dire, qualcuno che manifesta e viene colpito dal contagio e ne capisce la difficoltà. Non è da augurare naturalmente, certo, che nessuno si ammali. Queste manifestazioni in un paese democratico sono consentite. Io penso però che il progresso della scienza nel tempo ha consentito a tutti noi di vivere meglio, di affrontare situazioni difficili, di allungare la qualità della vita, allungarne la durata, e quindi mettere in discussione l'evoluzione della medicina penso che insomma sia un tema sul quale bisognerebbe lasciar discutere chi di medicina sa. Ecco, fra l'altro abbiamo visto che sono cominciati a scattare i controlli, riguarda Treviso, nuovi controlli sulla sicurezza urbana in zona stadio Tenni a Treviso dopo la sanzione ad un'attività di barbiere per la violazione delle norme anti-Covid-19. I controlli sono scattati in un centro scommesse dove erano state segnalate situazioni di assembramento e anche in un bar. Il nucleo commerciale della Polizia Locale di Treviso, insieme al reparto del pronto intervento, anche con l'unità cinofila antidroga, hanno effettuato quindi verifiche sul rispetto delle norme sui centri scommesse e per quanto riguarda il centro scommesse 5 clienti su 9 presenti non avevano il Green Pass. Lei è sindaco anche di Castelfranco, da voi sono scattati i controlli? Da noi facciamo controlli, ad oggi non abbiamo fatto sanzioni, almeno a quest'ora di oggi non ho ancora informazioni su sanzioni elevate. Ecco, l'esempio che lei ha citato è un posto dove viene frequentato da persone che stanno all'interno di quel posto un tempo superiore al quarto d'ora, quindi è positivo che gli indirizzi di controllo vadano o partano rispetto a questi luoghi di potenziale assembramento che poi creano i focolai che debbono essere gestiti. È giusto fare questo tipo di prevenzione, condivido. Ecco, questo è stato, si dice insomma è l'inizio, per cui le sanzioni insomma ancora si attende, però prima o poi partiranno anche le sanzioni. Certo. Il barbiere è stato chiuso, adesso giusto per... Ci sono le norme, ci sono le sanzioni, bisogna farle rispettare, perché se non si fa così perde di senso fare la normativa, no? Se si va verso quel tipo di indirizzo è perché si reputa sia la soluzione migliore per uscire da questo tipo di situazioni difficili. Guardi, c'è sostanzialmente, secondo me, un allentamento delle misure di prevenzione, della paura, perché non bisogna mica fomentare la paura, anzi, tutt'altro. Però vengo da Jesolo, la sera tu cammini in via Bafile, oggi questa è la settimana clou del turismo, non ne vedi uno che abbia la mascherina intanto che cammina. Sono pochi, e questo significa per certi aspetti, dopo tanto tempo che si rimane chiusi con l'oppressione della paura, c'è bisogno di un senso di libertà. Bisogna però farlo con attenzione, non calare quella vista, cioè quel dover tenere alto ancora la misura di prevenzione, che è quello che poi contiene il contagio. Perché ricordiamo quando le terapie intensive erano occupate, ricordiamo quando quello che doveva farsi l'operazione all'anca ha dovuto attendere un anno perché non c'era la possibilità nella struttura ospedaliera. Quindi attenzione, perché se molliamo troppo dopo ricadiamo in quelle situazioni e sono difficili. Ecco, fra l'altro Presidente, noi avevamo raccolto un po' lo sfogo, se non un po' una denuncia da parte del Presidente del Veneto Imprese Unite, che ci diceva molti ristoratori vengono offesi, denigrati, soprattutto poi sui social, con anche offese pesanti, facciamoli fallire, insomma in una situazione poi di grandissima difficoltà, lo ricordiamo perché poi sono state le attività più penalizzate durante questo anno e mezzo, con questi messaggi che insomma fanno davvero riflettere.
Invito i ristoratori di guardare, passare e non curarsi di loro, nel senso che è difficile sicuramente patire anche queste ingiurie, no? Nel momento in cui dopo tanto patire hai ripreso a lavorare, dai un servizio, mandi avanti il mondo economico e ti ritrovi a dover fare i conti con pochi che fanno tanto baccano per certi aspetti. Bisogna non cadere nelle provocazioni, cercare di fare il proprio lavoro fatto bene, seguendo gli indirizzi che vengono dati, e pian pianino se ne verrà fuori. Io penso che i partiti del no, come ho detto prima, no qua, no là, no questo, no quello, non fanno andare avanti il paese e non danno soluzioni, perché se ci fosse una soluzione che ci consentirebbe di volare più velocemente in sicurezza, che ce la propongano, ma non c'è. Oggi l'unica strada è quello del vaccino, è quello di cercare di incentivare il più possibile persone a vaccinarsi, perché è la strada che ci consente di uscire da questa pandemia. Vaccini ne abbiamo fatti tanti nel tempo, qualcuno anche magari da bambino 40 o 50 anni fa, oggi non si fanno più perché quel tipo di malattia è stata debellata grazie al vaccino. Questa è la strada da percorrere. Ecco, prima lei accennava invece a settembre ricomincia la scuola, insomma dovremmo ricominciare con normalità, senza più la didattica a distanza, che è stato comunque anche questo un problema non indifferente per i ragazzi. Si sta preparando tutto, le scuole sono a posto, lei come Presidente della provincia, com'è la situazione? La situazione in provincia di Treviso è una situazione abbastanza positiva, nel senso che siamo riusciti a ricavare molti spazi in più rispetto al 2019, cioè il periodo ante pandemia, e sono spazi che sono stati messi a disposizione della comunità scolastica in modo importante. Non abbiamo risolto tutti i problemi delle scuole, perché insomma, è fisicamente impossibile andare a raddoppiare gli spazi. Dico che oggi il piano scuola ci dice che è prevista la presenza al 100%. Laddove non ci siano gli spazi, come ho detto prima, con l'utilizzo della mascherina sarà consentito di andare a scuola tutti in presenza. Stiamo ancora lavorando per dotare i sistemi scolastici della provincia di Treviso di nuovi spazi. Apro una parentesi, rispetto al mondo scuola questa provincia ha intercettato 78 milioni di euro nel corso dei 4 anni dal 17 al 21 e stiamo cominciando a toccare con mano gli effetti di questa grande ripresa di investimento nel mondo della scuola. Ne abbiamo fatta una nuova a Treviso in via Medaglia d'Oro, che è diventata sede del Besta. Andremo ad intervenire al Da Vinci con 500.000 euro per dotare quegli spazi che oggi utilizza in modo promiscuo con le Inaudi, quindi ci sarà il Da Vinci da solo e le Inaudi da solo, non ci saranno promiscuità. A Vittorio Veneto abbiamo intercettato 9 milioni per il nuovo Città della Vittoria, a Castelfranco ne abbiamo fatta una di nuova, a Pieve di Soligo faremo una scuola nuova, quindi in termini di progettualità e di programmazione abbiamo dato una risposta importante. Alcune le stiamo toccando con mano, alcune sono in corso di lavorazione, altre troveranno concretezza a breve, anche perché vengono finanziati con fondi del PNRR e ha una tempistica ben precisa per la realizzazione, programmazione, progettazione, realizzazione e rendicontazione dell'opera. Il PNR è molto stringente nelle date, quindi siamo sul pezzo. E credo anche che la dica lunga, poi insomma abbiamo concertato con i dirigenti scolastici e insieme si sono trovate le soluzioni migliori. Andiamo avanti per questa strada con i ragazzi, che il mondo della scuola mi sembra debba essere assoggettato al Green Pass, e quindi sarà ancora un passo in più verso la sicurezza e il contenimento di potenziali focolai. Anche per quanto riguarda i trasporti, insomma? Anche il trasporto pubblico, la percentuale di capienza è andata verso l'80%, la nostra azienda è stata in grado, con il supporto dei privati, di riuscire a dare quelle risposte che servivano nel rispetto delle linee guida, e coordinati con i dirigenti scolastici, insomma. Treviso, la provincia ha dato una buona risposta e ci viene riconosciuto a livello regionale, insomma abbiamo avuto una MOM che ha fatto bene il proprio lavoro. Quindi si riparte, insomma, diciamo, in sicurezza e senza, insomma, sorprese a settembre. Si spera? Dipende sempre dai contagi poi, perché ne facciamo i conti senza... Le previsioni sono queste. Ricordo che l'anno passato, per esempio, avevamo cominciato a marzo a ragionare su come
andare avanti rispetto alla scuola. Eravamo partiti a settembre al 100% ed è durato una settimana, perché poi c'è stato il precipitare dei numeri e quindi l'emergenza ha assunto un'accelerazione tale da dover poi farci vivere l'anno scolastico, che purtroppo ha visto la gran parte degli studenti andare in didattica a distanza, con gli effetti collaterali che abbiamo avuto. Però io sono fiducioso rispetto appunto all'anno passato, perché c'è il tema delle vaccinazioni che ormai insomma ha percentuali importanti, si andrà verso quella soglia di immunità di gregge, immunità di massa che la si voglia chiamare, che dovrebbe consentire il contenimento dei focolai. Ecco, c'è qualche scuola che per il momento invece insomma dovrà attendere per una scuola insomma messa un po' peggio rispetto alle altre? Magari da sindaco di Castelfranco le dico che una delle maggiori complessità ce l'ho con il liceo Giorgione a Castelfranco Veneto, però ribadisco, se con l'attuale piano scuola è risolta anche quella, perché lì non vi è la possibilità fisica di avere spazi che consentano il metro di distanza, ma tornando a quello che ho detto prima, tutte le scuole laddove non ci sia il metro potranno andare in presenza al 100% con l'utilizzo dei DPI, dispositivi di protezione individuale. Lei parlava prima di immunità, insomma, per quanto riguarda i vaccini, ed oggi in Italia superiamo il 70% di persone vaccinabili che hanno almeno avuto la prima dose. È un risultato, dice, molto incoraggiante, lo scrive il Ministro della Salute Speranza. Dobbiamo continuare su questa strada, aggiunge, perché i vaccini sono lo strumento migliore ad aprire una stagione diversa. Grazie a tutta la squadra, dice, che lavora ogni giorno a questo obiettivo e in ogni angolo del Paese. Dunque, insomma, è una buona percentuale. Una buona percentuale. Si spera che salga, però. Certo, ha fatto un passaggio del 70% delle persone vaccinabili, no? Perché ci si dimentica che qualcuno magari soffre di alcune particolari patologie, non è compatibile con il vaccino, magari vorrebbe farlo. E questi specialmente chiedono agli altri che possono vaccinarsi di farlo per poter proteggersi loro stessi, perché non lo possono fare e sono i più esposti magari al contagio e alla malattia. Quindi e la vaccinazione, Presidente, è anche per tutelare loro. Certo. È una tutela reciproca, l'immunità di gregge tutela tutti, quindi bisogna vaccinarsi. Non sento tante teorie complottiste, vedo sui social, la Big Pharma, insomma se ne sentono di tutti i colori, ma mi sembra un po' follia pura, insomma, non avere la convinzione che il vaccino sia la strada per poterne uscire, lasciando libertà di scelta naturalmente e dando la possibilità a coloro che non si possono vaccinare di essere protetti. E io credo sia un percorso che bisogna in tutti i modi cercare di incentivare nei ruoli che noi rivestiamo. Io adesso darei la pubblicità, perché dopo vorrei parlare con il Presidente della situazione strade. Ieri l'ennesimo incidente stradale dove purtroppo è morta una bimba di appena 9 anni qua in provincia di Treviso, su una strada provinciale. Il sindaco di Casier chiede insomma un tavolo per trovare una soluzione. Questo è stato purtroppo l'ultimo di una lunga serie di incidenti proprio nella provincia di Treviso, quindi diamo la pubblicità e poi torniamo a parlare con il Presidente proprio di questo. Rieccoci nuovamente in diretta e vi ricordo fra qualche minuto la conferenza stampa del Presidente Zaia dall'unità di crisi di Marghera. Parlavamo prima invece con il Presidente della provincia di Treviso degli incidenti stradali, l'ultimo in ordine di tempo ieri nel Trevigiano. Per Casale, è successo a Casale, la seconda vittima della strada. Abbiamo sentito il sindaco Giuliato, sentiamo. Il secondo incidente mortale in una manciata di giorni per Casale sul Sile. Il sindaco Stefano Giuliato è rimasto tutta la mattinata in stretto contatto con la polizia locale per cercare di capire cosa fosse accaduto, sperando, come tutti, che la piccola Andrea potesse farcela. Siamo costernati, distrutti, perché sono cose che lasciano il segno e ci fanno pensare molto. Porgo sicuramente le mie condoglianze alla famiglia colpita e chiaramente adesso ci adotteremo per capire effettivamente, a seguito delle perizie che arriveranno dalla stradale, quali sono state le cause, in modo tale anche da capire come intervenire in questi appelli.
I residenti di via Nuova Trevigiana sono categorici: la strada, una provinciale, è pericolosa, occorre maggiore manutenzione e metodi più drastici per evitare l'alta velocità. Ma il tema è complesso, trattandosi di un'arteria di attraversamento che non compete direttamente al comune. La Iesolana è una strada provinciale che abbiamo sotto i riflettori, c'è un tavolo aperto anche in prefettura. Di quella strada abbiamo parlato nell'ottobre del 2018 proprio con la commissione sull'ufficio viabilità della provincia di Treviso e anche con la prefettura, quindi torneremo sicuramente a quel tavolo proprio per capire se effettivamente si può fare qualcosa in più. Il resto lo possono fare i singoli comportamenti dei conducenti di auto, moto e camion. Giuliato lancia un appello accorato. Mi viene da dire chiaramente, dopo questi due sinistri, a tutta la cittadinanza, a tutti coloro che si stanno mettendo in viaggio per le vacanze o che rientreranno dalle vacanze: massima attenzione sulle strade, rispettate il codice della strada, evitate di tenere in mano telefonini o altre cose, quindi occhi ben puntati sulla strada. Presidente, cosa si può fare? Sicurezza della strada, cosa si può fare di più? Guardi, si resta sempre rammaricati, no? Quando si vede la vita persa, specialmente se è la vita di un bambino, e quindi ci si interroga. Ha detto bene il sindaco, nel senso che bisogna sensibilizzare nei comportamenti gli utenti della strada. Oggi il telefonino è la causa numero uno della distrazione degli incidenti, ce lo dicono i dati. Quindi secondo me bisogna lavorare per fare campagne di sensibilizzazioni permanenti, partendo dal mondo della scuola. Condivido ed avevamo già messo un cantiere a fine 2019, messo in cantiere un progetto che riprenderemo adesso con le scuole, pandemia permettendo, no? Perché c'è stato anche quel tipo di limitazione. E poi bisognerà lavorare di concerto anche con la tecnologia, secondo me, cioè che chi fa le case automobilistiche, chi fa prevenzione con i sistemi tecnologici, forse riusciremo a ridurre questo numero di vittime della strada. Mi vengono in mente passi in avanti fatti con i sistemi antisbandamento, antitamponamento, rilevazione dei pedoni. Le macchine di ultima generazione ormai li montano quasi di default e sono strumenti che aiutano. Però su tutto questo è necessario che chi si mette alla guida sia consapevole che l'unica cosa che deve fare è guardare avanti e pensare solo a guidare, perché poi succedono queste cose, una frazione di secondo, insomma, fa perdere la vita propria o quella degli altri, e la distrazione non è concessa. Dobbiamo lavorare sotto quel filone lì. E a livello di interventi sulle strade? A livello di interventi sulla viabilità, noi veniamo da un periodo, noi province, che dal 2017 ad oggi qualche intervento l'abbiamo messo in pista, anzi abbiamo fatto un bando sulla viabilità per realizzare interventi di messa in sicurezza viaria su strade provinciali e comunali. L'abbiamo fatto nel 19 e 20 mettendo 5 milioni a disposizione nel biennio. Richiesti 60 interventi da parte dei comuni per oltre 7 milioni e mezzo all'epoca di copartecipazione della provincia, li abbiamo finanziati tutti e avevano generato 21 milioni di interventi sulla viabilità. L'abbiamo riproposto per il biennio 21-22, sempre con 2 milioni e mezzo all'anno. Sono arrivate richieste per la provincia di Treviso per 11 milioni, 70 interventi che generano opere per circa 27 milioni di euro. Li finanzierò tutti con l'avanzo del prossimo anno e quindi nel giro di 4 anni avremo fatto circa 130 interventi sulla viabilità provinciale copartecipata dai comuni, che ringrazio, ma ormai l'indirizzo è proprio questo, no? Sinergia tra gli enti locali, regione, provincia, comuni, per massimizzare le risorse. Quindi ritorno a 130 interventi su 4 anni per circa 48 milioni di euro, e quindi qualche adeguamento su situazioni più critiche verrà fatto grazie a questa sinergia. Ricordo sempre comunque però che la strada di per sé non rappresenta un pericolo.
è sempre come la si utilizza che rende pericolosa la strada. Certo, dobbiamo mettere in pista le azioni per minimizzare questi pericoli e questi rischi, ed è quel che stiamo tentando di fare un po' alla volta, ma soprattutto bisogna lavorare sotto il profilo culturale, non bisogna farlo a spot, ma bisogna che sia un lavoro che comincia e non finisce mai, finirà solo quando i morti saranno a zero, che oggi è utopia pensarlo, ma un domani non è detto che non si possa raggiungere. Infatti, Presidente, durante questo inizio estate fino ad ora, insomma, purtroppo i morti sono stati tanti sulle strade della nostra provincia, anche in altre province, parliamo anche della provincia di Treviso, insomma. I morti, il numero dei morti è più o meno in linea con il triennio 2017-2019. Non si conta il 2020, non viene neanche rilevato a livello statistico. Noi come provincia di Treviso siamo appunto Istat e quindi ci viene detto di non tenere in considerazione il 2020, che in virtù delle chiusure che c'erano aveva visto un precipitare, quindi non si utilizzano le strade e non succedono gli incidenti. Siamo in linea, purtroppo vi è un trend di leggera crescita ed è concentrato in questi ultimi 2 mesi, bisogna vedere cosa succede da qui alla fine dell'anno. Ripeto, monitorare, analizzare i dati deve essere quell'azione che si fa ante per poi discutere quali azioni mettere in pista perché questi dati calino. Noi abbiamo patito tante difficoltà negli ultimi anni, noi intendo le province, il sistema province, e questo è anche uno degli elementi che ci fanno capire che le province debbono essere rimesse in pista. Vedo il Presidente che è appena arrivato, il Presidente Zaia, quindi cedo la linea all'unità di crisi di Marghera. No, non è un delitto, ma non è al mare. Abbiamo fatto la riunione anche stamattina con i direttori generali e l'assessore Lanzarini. Oggi avremo una montagna di robe da dirvi, però ve ne diciamo poche in modo tale che ci sia più spazio. Quindi adesso cerchiamo di darvi delle informazioni che siano utili ai cittadini per le prossime ore. La dottoressa Russo, che è qui oggi, porterà poi dopo di me il quadro epidemiologico e avrà delle buone notizie. Siccome noi non siamo portatori. Sentiamo dunque adesso il Presidente Zaia e io ringrazio e saluto il Presidente della provincia. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Quindi vedrete che c'è una novità anche sull'andamento epidemiologico per fasce d'età. Quindi a chi anche ci sta seguendo in diretta vedrete che sono insomma alcune notizie. Passerei con il bollettino. Tanto abbiamo passato i 6 milioni dappertutto, quindi 12.187.276 sono il totale. Vedete, tamponi molecolari sono 6.145.436 e tamponi rapidi sono 6.041.084. E qui c'è un po', diciamo, una prima considerazione da fare. Quanti sono i positivi nelle ultime 24 ore? 583. E qui arriva la considerazione: 583 su 42.777 tamponi. Questa è la dimostrazione che avevamo ragione noi, cioè nel senso che noi abbiamo necessità di fare tamponi a chi è categoria indicata per i tamponi, perché noi abbiamo avuto 42.000 persone alle quali si sono sottoposte gratuitamente un tampone perché sono contatti stretti, quindi contact tracing, positivi, sintomatici, dipendenti di ospedale, dipendenti di case di riposo. I visitatori delle case di riposo, ricordiamo, li possono fare gratuitamente, e questo è quello che ne viene fuori. Quindi non abbiamo ridotto a zero i tamponi come qualcuno ipotizzava. Purtroppo ce ne sono ancora tanti da fare. E l'incidenza, scusatemi, è 1,36, no? Perché quindi si sta abbassando anche un po' l'incidenza. I positivi di oggi sono 13.421. Ovvio che questi ogni giorno aumentano, perché se hai 586 positivi al giorno finisce che sono 586 in più domani. Positivi dall'inizio del 21 febbraio, andiamo verso i 450.000, sono 443.921. 21 febbraio del 2020, mai avremmo pensato di parlare di 443.000 positivi al tampone molecolare, soprattutto di fare 12 milioni di tamponi. Ricoverati totali 206, meno 12.
Questi 206 pazienti sono così distribuiti: 178 in area non critica, meno 15, quindi stiamo per il momento deospedalizzando, più 3 in area critica. Ovviamente questi probabilmente sono 3 pazienti passati dall'area non critica a quella critica, però il bilancio è di meno 12, quindi si va, oggi sono 24 ore di deospedalizzazione. Terapia intensiva non Covid 352, più i 28 dell'area critica Covid, fanno 380 persone in terapia intensiva, cioè a Ferragosto gli ospedali stanno lavorando a manetta. Quindi anche l'occasione per ringraziare tutti i medici e il personale sanitario. Decessi sono 11.651 più 1, i dimessi sono 22.616. Considerazioni? Dopo ve lo dirà in maniera compiuta la dottoressa Russo, che ha appunto il report settimanale. Stiamo accompagnando questa infezione, è innegabile che quello che dicevamo fortunatamente si è verificato, nel senso che riusciamo ad accompagnarla. Abbiamo 200 pazienti in ospedale, sono, ragazzi, 7, 14, 21, sono una trentina di pazienti per provincia. Se li calcolo sugli ospedali sono 68 ospedali, 6, 12, 18, 24, sono 5-6 pazienti per ospedale. Allora, qual è il tema? Stiamo accompagnando, è fondamentale l'aiuto dei cittadini nella fase di prevenzione, quindi evitando fortemente gli assembramenti, portando la mascherina quando ti tocca. Se vai alla sagra e devi andare in coda per comprare costicine alla cassa, mettiti la mascherina anche se la sagra è all'aperto, perché magari c'è un po' di calca attorno alla cassa, dopo vai a pranzare, pranzerai ovviamente senza la mascherina. Dall'altro è fondamentale anche la fase di diagnostica, cioè il fatto che facciamo 42.777 tamponi in 24 ore, tutti dati per fare attività di screening su categorie esposte, ci dice anche che abbiamo un dato rappresentativo. Questo volevo sottolinearvi. Quando il Veneto dice ho 1,36 su 42.000 tamponi, vuol dire che noi veramente i ferri in acqua li mettiamo. Se pensate che dovremmo fare 7.500 tamponi al giorno, ne facciamo 42.777, andate a guardare tutti i dati nazionali che volete, penso che se fanno il totale noi facciamo gran parte dei tamponi che ci sono in giro. E non ho detto che è finita, dico semplicemente che oggi, dopo la dottoressa Russo, oggi abbiamo ragionevoli motivi di dire che agosto è un po' il D-Day, no? Il month day, ma diciamo il mese simbolo, cioè ad agosto qua ce la giochiamo tutta, ragazzi, e speriamo anche con 2 o 3 mosse che vogliamo fare per fine agosto di essere sul pezzo. Voi sapete che io ho un ottimo rapporto con il generale Figliuolo, quindi anche delle partite dei tamponi, adesso peraltro stanno lavorando sulla base del modello Veneto per le scuole, e quindi mutuando il progetto che abbiamo fatto noi delle scuole Sentinella, ne ho parlato anche 2 o 3 giorni fa con il generale. Noi siamo a disposizione, abbiamo mandato tutto il materiale, perché giustamente si vanno a mutuare le buone pratiche, ma di questo parleremo un'altra volta, perché oggi volevo dirvi questo. Quali sono le novità da domani? Allora, intanto voglio ricordare una roba che non è da domani, anzi dico quella da domani: accesso diretto 12-25 anni senza se e senza ma. Chi vuole presentarsi domani in un centro vaccinale del Veneto, quelli nostri pubblici, ma se va in farmacia nessuno vi ha rimandato a casa o in altri centri vaccinali, anzi è auspicabile che si approfitti anche del network delle farmacie, dei medici di base, insomma tutti quelli che fanno vaccini, i privati, tutti quelli che fanno vaccini. Da domani, dai 12 ai 25 anni, accesso diretto. Tutte queste cose le facciamo almeno fino al 30 di agosto. Perché il 30 di agosto? Perché comunque è un mese dove c'è un po' di stanca,
quindi dove possiamo rischiare un po' di più senza creare grossi ingorghi, spero, però buttiamo il cuore un po' oltre l'ostacolo. 2. Da domani chi vuole anticipare la seconda dose, avendo già maturato i 21 giorni di Pfizer dalla prima dose o i 28 giorni dalla prima dose per Moderna, può presentarsi in un centro vaccinale e chiedere l'anticipo. Senza prenotazione? Senza prenotazione. Anche questo è un servizio che vogliamo dare. Perché? Perché in questa fase epidemiologica pensiamo sia utile tornare a spingere ancora sulla prevenzione serrata. Abbiamo gli spazi per farlo. Vi ricordate quando abbiamo spostato i 21 a 42 giorni, come a 35, che poi abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto perché dovevamo vaccinare tanto e avevamo pochi vaccini, quindi le indicazioni EMA, AIFA erano comunque che si poteva stare dentro questo spazio temporale, quindi più allunghi lo spazio temporale più persone puoi fare di prima dose. Adesso torniamo a 21. Terzo aspetto, la nuova seconda dose per le prime vaccinazioni da domani, cioè domani uno va a farsi il primo vaccino, avrà fissato l'appuntamento a 21 e 28 giorni, 21 per Pfizer e 28, cioè torniamo all'origine del bugiardino, cioè domani va una prima dose, va a vaccinarsi, uscirà dal centro vaccinale con fissato 28 giorni se ha fatto Moderna o 21 giorni se ha fatto Pfizer. Ok Filippo? I veneti che sono in giro per il Veneto a terminale possono prenotarsi da domani, speriamo che funzioni tutto, se Dio vuole, da domani possono prenotarsi dove vogliono, c'è Sesea, Jesolo, a Caorle, una persona che è di Treviso o di Padova che va a Asiago o di Verona che va in Val Zoldana, può tranquillamente prenotarsi la sua vaccinazione fuori provincia, fuori ULSS, ma sempre nel territorio veneto. Abbiamo perfezionato il sistema delle prenotazioni, dovremmo farcela. Ultima informazione che non riguarda niente questo provvedimento che abbiamo deciso di assumere stamattina in riunione. Ultimo provvedimento, ricordo a tutti i vaccinati fuori Italia, cioè tutti quegli imprenditori, i lavoratori, coloro che erano all'estero che si sono vaccinati a Dubai, piuttosto che si siano vaccinati che so, in Serbia o in altri paesi, possono da lunedì, quindi da 3 giorni, entrare nei siti delle loro ULSS. Lì c'è la procedura, ma è molto banale, sostanzialmente si manda il certificato di avvenuta vaccinazione con i lotti, l'ULSS carica il dato e dopo poco tempo, mi dicono anche qualche minuto a volte, arriva il messaggio per scaricarsi il Green Pass, che non è una roba da poco. Abbiamo un sacco di imprenditori in questo limbo nel quale c'è la doppia dose di Pfizer ma non c'è il Green Pass, perché il Pfizer magari te l'hanno fatto all'estero e non in Italia. Ovviamente i vaccini devono essere vaccini autorizzati EMA, vuol dire che se sei andato a Shanghai ti sei fatto Sinovac, poi te lo sei fatto ma non ti danno il Green Pass. Yes. Quindi stiamo parlando di 4 vaccini: Johnson & Johnson, AstraZeneca, io vi dico i nomi vecchi perché non mi ricordo mai i nomi nuovi, Pfizer e Moderna. Come si chiama AstraZeneca? Vabbè, AstraZeneca. L'R con T è 1,16, l'incidenza 83,8, i tassi di occupazione 2%, terapie intensive 3%, ma dopo ve ne parlerà la dottoressa area non critica. Volevo dirvi un'ultima roba sui vaccini. Sopra gli 80 anni oggi abbiamo fondamentalmente il 96,6% di vaccinati con almeno una dose. Beh, qua sono tutti completati i cicli. Sto parlando di un grado di copertura già avviato, insomma, che si va concludendo. 70, 79, 90,8.
Sì, compresi i prenotati. Ma in queste fasce d'età siamo pressoché quasi tutti col secondo ciclo. 60, 69, 85.7. 50, 59, 76.5. 40, 49, 66.6. 30, 39, 59.3. 20, 29, 64.8. 12, 19, così ve li dico tutti, 41.7. Media regionale 73.1, che arriverà all'80 ad ottobre. Avete visto che non è assolutamente vero l'adagio che per il quale si vuole passare, dopo si vuole far passare, togliete per il quale, dopo ve ne parlerà anche la dottoressa Russo, spero possa dire qualcosa anche sulla vaccinazione dei giovani, visto che abbiamo un accesso diretto 12-25 da domani, che i 20 e 29 anni si sono vaccinati per il 64,8%. Non è vero che i giovani non hanno avuto accesso ai nostri centri vaccinali. Mi piacerebbe che andaste nei nostri centri vaccinali, adesso sti giorni non è che siamo vuoti, lavoriamo a metà, abbiamo metà sforzo vaccinale rispetto alla consuetudine, facciamo 28.000 vaccini, ma i 30-39 sono quasi al 60%, i 20-29 sono al 64%, sono a dimostrazione che ci si vaccina. E se pensate che i 12-19 sono quasi uno su due ha iniziato il proprio percorso vaccinale, direi che questo la dice lunga anche sull'accesso ai vaccini da parte dei veneti. Il vaccino resta volontario, nessuno può imporre o vuole imporre il vaccino in Veneto. Quindi ognuno decide in scienza e coscienza se deve decidere per se stesso o per i propri figli. È giusto che però noi mettiamo tutti nelle condizioni di potersi vaccinare velocemente se vogliono vaccinarsi. Vi ricordo che in Veneto confermiamo, poi se questo dato lo vuole specificare meglio la dottoressa Russo, confermiamo che in terapia intensiva la quasi totalità dei 28, forse 26 sono non vaccinati. Ma soprattutto il dato inquietante è che dai 50 ai 59 è la fascia di età nella quale sono praticamente anche lì, penso il 90% o giù di lì, non vaccinati e ricoverati in ospedale. Cioè la fascia centrale super colpita è quella dei cinquantenni, più o meno, e tutti i non vaccinati, diciamo, ce li ritroviamo in ospedale. Però vabbè, questi sono dati che magari un giorno vi porteremo in maniera approfondita. Quindi domani cerchiamo di partire, approfittando del Ferragosto, del fatto che non ci sia tanta confusione, di partire con queste linee nuove. Capite che chiediamo un po' di comprensione ai cittadini, ma capiterà di andare a dire ma io vorrei anticipare la seconda dose e dire non si può. Spiegare, se chi mi ascolta o se date una mano, e dire che insomma c'è una circolare che la dottoressa Russo fa partire ora, e come prevenzione può capitare che ci sia in questo periodo ferragostano magari l'ultimo vaccinatore che non l'abbia ancora vista, ma insomma un po' di comprensione cerchiamo di venirne fuori. Però a noi interessa l'accesso diretto dei giovani dai 12 ai 25 anni, che è una roba grande, che quindi è un appello che faccio ai ragazzi che decidessero, ai genitori decidessero o avessero già deciso di affrontare la vaccinazione, magari poi la dottoressa Russo ne parlerà da esperta, di approfittare di questo accesso diretto. Quindi uno parte in auto, va, trova spazi, ne trova, agende le abbiamo disponibili, quindi senza prenotare va e si fa la vaccinazione. Se avete domande poi vi lascio la dottoressa. Esatto, Van Bo per ora. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Io volevo sottoporre questa questione che non investe direttamente il vaccino, ma diciamo in qualche modo ne è conseguenza dello sforzo vaccinale. Sono arrivate varie segnalazioni che noi abbiamo verificato e approfondito. Effettivamente c'è un allungamento spesso sensibile dei tempi delle prestazioni ospedaliere.
un po' a tutti i livelli, ma per esempio anche delle più ordinarie, laboratori di analisi, così. Ed è un prolungamento dei tempi sensibile. Ora, è evidente che questo fa riferimento sia alle prestazioni arretrate che bisogna recuperare che al sovrappiù di lavoro che riguarda la campagna vaccinale e anche per esempio il testing, no? È tutto il lavoro svolto dal personale sanitario. Ma secondo lei ci saranno le condizioni per arrivare a un ripristino della normalità nell'erogazione dei servizi? Sa perché glielo chiedo? Perché mi pare che la campagna vaccinale stia andando bene, insomma, ci sono risultati molto positivi. La gente forse adesso ha meno paura del virus e guarda con più attenzione a quelle che sono i servizi ordinari della nostra sanità. Allora, questo virus ha fatto un danno diretto, che è quello sulla salute del cittadino che si è infettato e spesso anche sulla vita dei cittadini quando sono morti, sono 11.600. Ne ha fatto uno indiretto su tutto quello che è la prevenzione e la cura dei cittadini, a prescindere dal Covid. Noi abbiamo 500.000 prestazioni da recuperare, a questo si aggiungono 30-40.000 vaccini al giorno, 50.000 dipende dalla giornata, cioè noi abbiamo 1.600 persone schierate su 60 centri vaccinali. In più, come vedete, una semplice ondata, mi permetto di definirla, diciamo forse la più semplice che abbiamo affrontato fino adesso, ci porta in altri 42.000 tamponi al giorno, ci vogliono operatori che facciano 42.000 tamponi al giorno. Cioè noi abbiamo un ospedale fuori dall'ospedale, cioè abbiamo raddoppiato lo sforzo che chiediamo ai nostri sanitari, purtroppo, disgraziatamente, a causa del virus. Allora, la prima via di uscita è quella che bisogna chiudere la partita del virus, ma velocemente. Dopodiché noi abbiamo dato, ma anche con provvedimenti, mandato di allargare il più possibile la platea degli erogatori di questi servizi, coinvolgendo i privati tutti, perché comunque diciamo è vero che ci sono diciamo delle attività in elezione, però è anche vero che il disagio di un'anca che ti fa male sarà anche un intervento in elezione, ma uno tira la gamba, non si muove più, quindi non è che muore, però vive malissimo, quindi bisogna farla. E poi ci sono anche tutto quello che sono delle attività di diagnostica, di screening, che rischiano poi di farci avere sorprese con patologie più importanti. Contiamo assolutamente, guarda, noi abbiamo dato ai nostri direttori l'obiettivo di chiudere questa partita entro fine anno, cioè questo è il nostro obiettivo. Capite che però di mezzo non ci deve essere una variante che si chiama nuova infezione di virus, perché se ce ne arriva un'altra autunnale come abbiamo visto negli autunni scorsi è pesantina. Due, un punto di domanda, ve lo dico per onestà, è rappresentato dalla terza dose, perché per noi terza dose significa più o meno avere 4 milioni di inoculazioni da fare. È vero che adesso abbiamo il supporto di un network che prima non avevamo, però è innegabile che se tu vuoi fare la terza dose o l'inoculazione velocemente devi avere una macchina da guerra come questa che fa 50.000 vaccini al giorno, perché se pensi di gestirlo semplicemente con i micro punti di inoculazione diventa difficile. Ovviamente dobbiamo chiedere la collaborazione per la terza dose ai medici di base totale, alle farmacie, a tutti quelli che possono inoculare. Un dettaglio, insomma, Prego. Secondo e ultimo, proprio la terza dose, insomma, lei l'ha definita un'incognita, ma non c'è qualche riscontro, ci sarà sicuramente da parte del Ministero, da parte del Governo? Ci sarà, dopo ve ne parla anche la dottoressa Russo, ci sarà, è innegabile che ci possa essere. Certo è che noi abbiamo questo grande tema di capire la copertura anticorpale quanto dura. Questo è il vero tema. Dopo la dottoressa vi parlerà anche del tema dei guariti e dell'indicazione da fare, anche lì ci sarà una novità, dell'indicazione di fare la prima dose. Sapete, di questo virus si conosce poco, cioè non è che fra 10 anni sapremo tutto del virus. Oggi
sappiamo di più rispetto a 18 mesi fa, ma non sappiamo molto di più rispetto a quello che dovremmo sapere sappiamo molto di meno rispetto a quello che sapremo fra molti anni. Ma la terza dose lei la ritiene più possibile o più probabile? No, secondo me è probabile che si faccia. Probabile? Sì. Ma sì, guardate, se leggete la letteratura scientifica a livello internazionale ne parlano come dando per scontato che si dovrà fare una dose di vaccino. Dopodiché verrà utilizzata come una profilassi coram populi, cioè che la fanno tutti, è una roba. Verrà utilizzata con la visione dell'anti-influenzale che diventerà un po' più, come si può dire, meno endemica, non ve lo so dire questo, sarà la comunità scientifica che ce lo dirà. Grazie. Prego. Vanzai, Zambò e Giacomuzzo. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Con i dati che ha sintetizzato prima dall'R Conti 1 e 16 e tutti gli altri, quindi è confermato che il Veneto resterà ancora bianco? Sì, siamo ancora in bianco. Va bene. L'altra domanda invece riguardo ai tamponi. Ieri ci avete fornito i dati dei tamponi che sono stati fatti a pagamento US per US. È possibile avere il dato anche oggi riferito alla giornata di ieri? Sì, immagino di sì, guarda. Mi dicono di sì Carlo, quindi ve lo darà. Ok, grazie. Nel senso che penso che sia un dato che stiamo raccogliendo. A me spiace non potervi dare il dato reale dei tamponi a pagamento passando anche con per i dati delle farmacie, ma non siamo in grado di avere state discriminate. Lì abbiamo un totale, no? E ancora non abbiamo... Grazie. Prego. Zambò. Buongiorno. Resto sui vaccini, ma esulo un po' dal tema strettamente sanitario. Per coincidenza sia noi che altre testate stamattina abbiamo dato voce a questo tema che ormai c'è, della sua posizione che non è assolutamente aderente rispetto ad altri suoi colleghi di partito, per cui noi abbiamo portato il riconoscimento del capogruppo dell'opposizione Possamai, che le dà merito per la linea di fermezza, ad esempio sul concentrare i tamponi gratuiti solo alle categorie utili per lo screening, insomma quelli che ne hanno diritto. I colleghi facevano presente che c'è stata questa intemerata di un europarlamentare siciliano della Lega che non li aveva mandati a dire sul fatto appunto che i tamponi dovrebbero rimanere gratuiti. Insomma, si stanno moltiplicando un po' i casi di fermento all'interno del suo partito. Lei riesce ad avere dei consensi trasversali? C'è chi dice che la Lega dovrebbe essere meno ambigua, per essere un partito che è nel governo dovrebbe pensarlo un po' di più come Zaia, in buona sostanza. Ci dia una risposta, non spicoli stavolta. Chi dice queste robe lo dice semplicemente perché non è della Lega, no? Cioè la Lega deve essere meno ambigua, sono gli altri che si preoccupano di casa nostra. Quindi vabbè, sono gli avversari, no? Io dico che il mondo è bello perché è vario, lo diciamo sempre noi veneti. Poi che sia pieno il mondo di commissari tecnici nazionali, guardate, io non è che non ho una posizione, faccio l'amministratore, ho un ruolo istituzionale e da me finché ci sono io le leggi si applicano, punto. Vi faccio sempre un esempio che è quello della caccia, che è un tema del quale nessuno mai parla. C'è una legge che permette a dei cittadini di poter andare a caccia. Noi non siamo chiamati a fare i no caccia o i sì caccia, siamo chiamati a applicare la legge. Punto. Qui con il Covid la legge è chiara. E peraltro vorrei ricordare che i tamponi gratuiti li dava solo il Veneto negli ultimi 2 mesi per un motivo di screening sociale. Adesso non trasformiamo iniziative, fra l'altro posso dire virtuose come quella del Veneto, in robe, in casi politici, perché non c'è, a me sembra lineare, no? Siamo gli unici che sono andati nelle scuole a fare scuole sentinelle eccetera, come se avvenissero tutti gli studenti e dire no, non li fate più, cioè, abbiamo dei progetti e li portiamo avanti con la prevenzione. Ma lei fa sempre poi mi taccio la distinzione fra chi amministra e chi è eletto ma non ha ruoli da amministratore, per cui parlamentari, europarlamentari eccetera. Ma scusa, no, guardate, io non critico nessuno. Non dovrebbe essere una linea comune anche per chi ha la responsabilità di essere stato eletto? Ma guarda, cioè, allora, premesso che le divagazioni sul tema ci sono in tutti i partiti, anzi scagli la prima pietra che è senza peccato, non mi risulta che non ci siano partiti con liberi pensatori, ma è bello anche della democrazia. Dopodiché guardate, la differenza
tra uno che amministra, un sindaco che amministra, un presidente della regione che amministra e una persona che non amministra è una sola, che il primo finisce in procura se sbaglia, l'altro esprime opinioni. Fine. Va bene, grazie. Giacomuzzo, altri per il Presidente? Non deve fare domande politiche a Ferragosto. La politica su vaccini è proprio il nodo del cuore della questione. Non aveva niente da scrivere. Che cos'è? No, stavo brontolando perché quando le vengono rivolte domande politiche appropriate, come nel caso della collega adesso. Fai anche l'avvocato adesso. Sì, d'ufficio, perché insomma non è grandi parcelle. Insomma, lei da una parte svigola e dall'altro dice non avete altre domande. Insomma, invece è una questione reale, è un tema, insomma, dai. No, ma io penso che non le faccia fare i salti di gioia comprensibile. No, ma guardate, la mia preoccupazione è zero, ma zero assoluto. Cioè non ne faccio, dico semplicemente che la libertà di pensiero deve essere garantita a tutti, dopodiché i ruoli sono diversi, signori. C'è un discorso essere capito, agli spalti dello stadio di calcio e definire la formazione ideale, un discorso è essere Mancini a bordo campo, che qualche sacranome intanto gli tocca anche tirarlo, no? Però io noto una roba, che nella prima fase, quando c'era Sbigola, per tutti in silenzio, nessuno aveva niente da dire, c'era Sbigola, no? Così lo tradurranno a livello internazionale anche questo termine. No, avete visto qualcuno parlare nella prima fase? Tutti in silenzio, tutti tranquilli, guai mai che il virus mi si presenti sulla porta di casa. Il problema è che ne verremo fuori e chiuderemo anche questa pagina, guardate, questa è la soluzione. Cristina. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Buongiorno. Presidente. Domanda su Verona. Per il secondo giorno di seguito mi segnalano che il centro vaccinale in Fiera è chiuso. Ieri c'è stata la conferenza stampa del direttore generale, ma non era stata data notizia di questo. In azienda ospedaliera al momento non danno spiegazione e l'ipotesi che sta emergendo riguarda quella di una carenza di vaccini che francamente è possibile da quello che ci dice lei. Vaccini ce ne sono, Cristina. Se sa, ma probabilmente non aveva prenotazioni, hanno fatto. Allora, premesso che non avendo accessi diretti. C'è l'accesso diretto a Verona per gli over 60. No, c'è dappertutto in Veneto l'accesso diretto. Benissimo, quindi c'è l'accesso diretto. Over 60 è aperto da sempre, però immagino che abbiano avuto prenotazioni, noi ci siamo trovati 25 prenotazioni penso a Bassano e a questo punto le spostiamo. Penso che sia anche perché abbiamo dei lavoratori, non è che possiamo farli stare tutto il giorno per un accesso diretto, non è che abbiamo flussi. Io ve l'avevo detto, forse tu non c'eri l'altro ieri, o c'eri? Avevo detto anche l'altro ieri, se ricordate, guardate, cerchiamo di capire durante Ferragosto. Tutto non chiudiamo, però è probabile che qualcosa, se non ci sono prenotazioni, dobbiamo chiudere. Sì, è che pare che anche dal sito non ci sia segnalazione di questo, per cui una persona. Stamattina in riunione non è stata data notizia, però sentirò. Magari poi verifichiamo più. Facciamo una roba più corretta, mandiamo una nota del direttore a tutti, in modo tale che tutti i tuoi colleghi abbiano l'informazione. Grazie. Prego. Altra domanda, dal momento in cui lei ha dato notizia che dal giorno successivo, cioè da martedì, tamponi gratuiti in Veneto, basta, le prenotazioni si sono impennate, quei posti che avevate a disposizione 100.000? Abbiamo avuto 8.000 prenotazioni in un giorno, 8.000. Ma guardate, i veneti, adesso in tutta sincerità, nel rispetto delle idee di tutti, c'è chi è no senza se e senza ma. C'è chi è ni, c'è chi se lo vuol fare ma dice ma aspetto, vedremo. Nel momento in cui ha informazioni poi ci sono le prenotazioni, noi non andiamo a obbligare nessuno a vaccinare, a obbligare nessuno ad essere vaccinato, però è un processo naturale per chi lo vuol fare, per chi non lo vuol fare non lo fa, appunto. Per capire se c'era una risposta immediata di chi ha utilizzato i tamponi come alternativa. C'è stata, perché abbiamo avuto 8.000 prenotazioni già quel giorno.
Sì. Pensavo che aveste avuto il numero. Sì, gliel'ho dato per 3 giorni. Sì. Aveva? Sui 100.000 però, attenzione, poi c'erano già tutti prenotati per quei giorni, quindi siamo a 90.000, quindi fra l'uno e l'altro. Sì, Presidente, alla luce di quello che ha affermato, c'è il punto di domanda quindi se il giorno di Ferragosto i centri vaccinali resteranno aperti oppure no, però visto che aprite accesso diretto chiamiamoli ai teenager, chi è in giro per il Veneto può andare a prenotarsi dove vuole, viste le decisioni assunte questa mattina con i DG delle US, cosa avete deciso, cosa deciderete per domenica? Abbiamo deciso di usare come base le prenotazioni, perché comunque, come si può dire, c'è una sorta di correlazione tra il numero di prenotati e quelli che si andranno a vaccinare, e anche per accessi diretti. Vediamo quanto accesso diretto c'è in questi giorni e dopo domenica, sì, domani è sabato e dopodiché domenica vedremo. Ci sono dei centri vaccinali che sono pesanti anche da gestire, pensare di aver lì 50 dipendenti per 20 persone si devono vaccinare, anche no. Però noi vaccini ne abbiamo. Forse questa è la prima settimana nella storia dei vaccini dove vi diciamo ne abbiamo e ne avremo anche di più verso fine mese. Approfittino tutti quelli che possono fare accesso diretto a questo punto. Vi lascio alla dottoressa Russo tutto che... Presidente, scusi, avevo altre 2 cosine da porle. Prego. Giacomuzzo. Allora, segnalazioni che ci arrivano, premessa che è ormai nota, sul Green Pass la Regione non ha modo di operare e attivarsi. Ma che consiglio può dare, per esempio, a quei guariti che non hanno... a inizio anno tra gennaio e febbraio e che ancora non fanno le seconde dosi però ancora il Green Pass a loro non è arrivato, c'è un modo per ottenerlo? Dopo ve lo dice la dottoressa Russo. Ok, e dopo magari sempre alla dottoressa Russo chiedo, anticipo questo, si faceva riferimento alla categoria dei 50-59 anni che è una fascia di età quella più esposta, ma che tuttavia risponde sempre meno. Una delle sensazioni che riceviamo anche in base a quello che ci segnalano è la paura di questa fascia di età per effetti collaterali importanti, perché magari si sono visti vicini di casa o altre situazioni di persone che dopo aver fatto il vaccino si sono ritrovati con la trombosi, con questo, con quello. Come stanno andando con gli effetti collaterali dei vaccini? Se può darci un aggiornamento su questo per rassicurare, oppure se effettivamente ci sono delle situazioni che stanno emergendo nuove. Grazie. Allora, io penso sia corretto che la dottoressa Russo in maniera proprio scientifica e asettica, politica del tutto, dopo vi dà un focus sugli effetti collaterali e reazioni avverse al vaccino e vaccinazione dei giovani. Quindi lei è la prevenzione, quindi è il dato ufficiale che potete avere da Veneto, ce l'avete da lei che è il direttore della prevenzione. Lascio il posto. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti, ecco, adesso spero di fare in maniera breve questo aggiornamento epidemiologico che ha già anticipato il Presidente. Allora, abbiamo visto i dati, perché comunque i dati arrivano il mercoledì sera, arriva una prima analisi come ogni settimana da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, che quindi ci dà una proiezione di quella che è la situazione regionale. E poi il giovedì noi, perché è l'ultimo dato che deve essere quello più aggiornato, forniamo quella che è l'incidenza sul numero dei casi, quindi ogni giovedì. Ha detto il Presidente, abbiamo nel rendiconto di 1,16 un'incidenza di 83,6 e poi un tasso di ospedalizzazione che è del 2% per l'area non critica e del 3% per quanto riguarda la terapia intensiva. Chiaramente questi dati ci collocano ancora in zona bianca, perché, come abbiamo detto prima, l'altra volta, come ha detto il Presidente, i parametri di valutazione sono tutti spostati sull'occupazione, quindi sulla gravità praticamente della malattia che necessita di ricovero.
Quindi lì abbiamo dei target che sono insomma il 15 e il 10% per passare di fascia, che sarebbe la fascia gialla. È chiaro che insomma la nostra attenzione è anche, oltre che alla gravità della malattia, a contenere gli eventuali focolai. Abbiamo visto che la malattia si è diffusa prevalentemente nella fascia più giovane, fino ai 24-25 anni, però quello che diceva il Presidente, che i dati che il SER di Azienda Zero ci ha comunicato stamattina evidenzia, ma poi manderò a Parmigiani anche il grafico, che c'è un calo in tutte le fasce di età. Questo insomma è un dato importante che non ci deve far abbassare la guardia, questo è indispensabile, però insomma ci fornisce un po' di sollievo, se vogliamo, perché i casi comunque anche oggi avete visto che sono superiori ai 500, però qui c'è il grafico che magari non si vede bene, però effettivamente c'è un calo insomma abbastanza significativo e questo per noi è importante. Come avevo preannunciato, poi vi mando... Sì, poi magari vi diamo le slide, quindi questo insomma è estremamente importante. Un'altra cosa importante è che è vero che la malattia, questi nuovi casi sono diffusi un po' in tutto il Veneto, ma mentre prima avevamo dei focolai molto ampi nel Padovano, abbiamo avuto qualcosa anche nell'altopiano di Asiago, sempre legati a giovani che erano andati in viaggio o che comunque si erano contagiati a seguito di feste prevalentemente, adesso la situazione insomma è assolutamente in miglioramento. Questo è importante. Per quanto riguarda l'età media del contagio è ancora bassa, come lo era anche l'anno scorso, e si attesta intorno ai 30 anni. Invece per quanto riguarda quella dei ricoveri, soprattutto appunto dei ricoveri in terapia intensiva, intorno ai 55. Quindi età insomma alte. Questo lo mettiamo direttamente in correlazione, ma questo non soltanto noi come regione, ma a livello nazionale, anche a livello internazionale, con l'alta copertura vaccinale che abbiamo per fortuna per quanto riguarda le fasce più deboli, che sono rappresentate dai soggetti insomma più avanti negli anni. Quindi questo è estremamente importante. Per quanto riguarda questo per la situazione insomma epidemiologica, è chiaro che per quanto riguarda le varianti invece voglio dire che è importante anche le varianti, la variante predominante è la variante Delta, quindi la maggior parte delle nostre varianti, insomma dei nostri casi tipizzati hanno giungono a questo tipo di sequenziamento. È arrivata ieri una nuova circolare che modifica quelli che sono i tempi anche di quarantena a seconda del tipo di variante. Di queste cose ne abbiamo parlato via via, no? Sapete che nell'ultima circolare avevamo un comportamento diciamo di riduzione della quarantena per quanto riguardava le varianti diverse dalla variante Delta, invece per la variante Delta avevamo insomma anche per i contatti a basso rischio, quindi non solo per i contatti stretti ma anche per i contatti che dicevamo occasionali, quindi quelli definiti a basso rischio, avevamo anche per loro la quarantena. Questo per diciamo ridurre quella che era la circolazione del virus. Ieri è arrivata una nuova circolare che invece assimila un comportamento diciamo di minore durata della quarantena per quanto riguarda tutte le varianti, compresa la Delta, e invece introduce una tempistica di quarantena diverso per quanto riguarda la variante Beta, che al momento non abbiamo casi. No, Beta. Beta. B135 è la variante sudafricana, perché su questa variante non abbiamo ancora molti dati relativi a quella che può essere diciamo la caratteristica di diffusione, la capacità di contagio, quindi c'è un atteggiamento più prudente. Allora, in che cosa consistono queste variazioni? Per quanto riguarda tutte le varianti, quindi anche compresa la variante Delta, fa una differenza tra i contatti stretti e i contatti a basso rischio.
e se i soggetti sono vaccinati con 2 dosi, quindi i contatti sono vaccinati con 2 dosi, oppure se non hanno una vaccinazione completa o non sono vaccinati. Allora, se i contatti stretti quali si intendono? Lo sappiamo, sono i contatti familiari, i contatti lavorativi che sono nella stessa stanza, oppure insomma quelli con cui siamo stati per un certo periodo di tempo, e adesso vediamo quant'è questo tempo. Per questi soggetti comunque rimane la quarantena. Se sono contatti stretti. Se sono completamente vaccinati, questi, non è più 10 giorni ma è 7 giorni. Quindi 7 giorni, quindi viene ridotta di 3 giorni. Naturalmente si chiude la quarantena con un tampone antigenico o molecolare negativo. Invece, per quanto riguarda i contatti a basso rischio, quindi i contatti cosiddetti occasionali, per questi non è più prevista la quarantena. Questa è la differenza principale. Quindi i soggetti a basso rischio devono praticamente, una volta individuati, automonitorarsi, nel senso che chiaramente se hanno qualche sintomo, insomma, sanno di essere stati contatti a basso rischio di un caso, e quindi il sospetto, insomma, deve essere quello, e anche il comportamento, sappiamo, mascherina, distanziamento eccetera, deve essere maggiormente attenzionato. Se invece il soggetto non è vaccinato o è parzialmente vaccinato, quindi con una sola dose, il contatto stretto rimane 10 giorni, quello invece a basso rischio non fa quarantena. Quindi la differenza principale è la riduzione, perché anche a livello internazionale si è visto che è possibile ridurre il periodo di quarantena anche nei contatti stretti vaccinati, perché chiaramente abbiamo la protezione indotta dal vaccino. L'atteggiamento è cautelativo, quindi potremmo dire: ma perché allora non le eliminiamo del tutto? Perché al momento è cautelativo e così deve essere, mentre per i contatti a basso rischio non viene più fatta. I contatti a basso rischio sono prevalentemente quelli che sono stati a contatto del caso positivo per meno di 15 minuti. Questo è il tempo che a livello internazionale è stato riconosciuto. Quindi se io vado nel negozio e ho incontrato una persona, ci ho parlato per meno di 15 minuti, l'ho vista, l'ho salutata e basta, non è un contatto stretto, è un contatto occasionale. Se sono in aereo, non tutto l'aereo a seguito di un caso va in quarantena, ma vanno in quarantena quelli che si trovano nelle 2 file, davanti, dietro, lateralmente o in senso obliquo. Quindi si riduce praticamente quello che è il periodo di quarantena per i contatti stretti, e per i soggetti a basso rischio, per coloro che sono a basso rischio, non si fa la quarantena. Invece c'è un'attenzione per quanto riguarda la variante beta, perché appunto dicevo prima non conosciamo ancora quale può essere questo comportamento, quindi nel caso in cui dovessimo trovare un soggetto positivo e al sequenziamento viene individuata questo tipo di variante, sia i contatti stretti che i contatti occasionali a basso rischio vanno in quarantena per 10 giorni. Questo è lo stesso comportamento che abbiamo adottato per la variante precedente, quindi diciamo che questo virus ci mette continuamente alla prova con la presenza di queste varianti. E voglio dire una cosa che è importante su questo, e che mi allaccio per questo a quanto ha detto il Presidente sull'importanza della vaccinazione. È chiaro che la vaccinazione non è obbligatoria, questo lo sappiamo, tranne che per determinate categorie, però il fatto di avere una popolazione via via meno suscettibile, quindi coperta dalla vaccinazione, impedisce al virus di circolare e soprattutto di colpire in forma severa, perché queste sono le cose più importanti. Quindi è importante che tutte le fasce d'età, anche quelle più giovani, a partire dai 12 anni, perché fino a quell'età sono stati portati avanti gli studi, ma se ne stanno facendo anche per i bambini più piccoli, e si vaccinano, perché questo rappresenta una barriera alla diffusione del virus. Quindi, come sempre, la vaccinazione è un diritto ed un dovere, che non vale solo per il vaccino contro il Covid, ma vale per tutte le malattie prevenibili con vaccinazione.
e questo è molto importante. Non ho avuto il tempo di farlo per oggi, ma è stato pubblicato un articolo a seguito di una meta-analisi sugli effetti a lungo termine del Covid, che porteremo magari un altro giorno, quando insomma ci sarà disponibilità, per mettere in evidenza come il rapporto rischi-benefici è sempre a favore della vaccinazione, a meno che non ci siano naturalmente delle controindicazioni. Ma per il resto la vaccinazione rappresenta al momento l'unica arma che abbiamo per fare sì che questo virus si trasformi da un virus epidemico, con quello che abbiamo visto e con quello che vediamo continuamente facendo mutare gli scenari, ad una malattia di tipo endemica come l'influenza, perché il mondo scientifico dice che sarà difficile che questo scompaia all'improvviso, ma se dovesse circolare in una popolazione che già è vaccinata e che non è completamente suscettibile alle nuove varianti, alle nuove forme di virus che dovessero circolare, naturalmente insomma non avremo i casi gravi, la mortalità e tutto quello che abbiamo affrontato fino ad oggi, quindi questo è molto importante. Per quanto riguarda le segnalazioni, adesso il report che ci manda la farmacovigilanza in ultimo non ho avuto modo di leggerlo in maniera molto dettagliata, però vi posso dire che siamo la regione che segnala di più, questo per tradizione, diciamo, e per, come si può dire, accompagnamento alla vaccinazione che abbiamo sempre fatto per quanto riguarda la vaccinazione stessa. Per noi è molto importante che venga segnalata qualsiasi cosa, anche la febbre superiore a 37,5. Perché? Perché anche queste piccole segnalazioni, le segnalazioni più comuni di reazioni comuni sono importanti, perché queste possono modificare, l'abbiamo visto per le reazioni che sono state segnalate, le schedule vaccinali, i target di vaccinazione o il tipo di vaccino stesso, e quindi è estremamente importante segnalare. E abbiamo insomma il maggior numero di segnalazioni. Le segnalazioni in numero maggiore riguardano le reazioni comuni, l'abbiamo detto anche altre volte, che sono la febbre, la cefalea, il senso di affaticamento e di stanchezza e anche dolori articolari. Questi sono i principali. Per quanto riguarda le segnalazioni gravi, devo dire che come segnalazione grave viene anche considerata una temperatura che raggiunge i 39 gradi centigradi, quindi anche la temperatura elevata viene classificata come reazioni gravi. E poi abbiamo avuto, mi pare, una reazione di shock anafilattico, che comunque è stata risolta, quindi di una reazione allergica importante, e poi alcune, mi pare 2, ma guardavo poco fa, ma al limite insomma vi posso dire meglio, di altre reazioni gravi che poi si sono praticamente risolte, tra cui uno è stato un appannamento della vista che poi si è risolto, e poi degli episodi di sincope post vaccinale che per fortuna insomma si sono risolti. Quindi è chiaro che è come qualsiasi altro farmaco, e questo è ovvio e è scritto anche nel consenso informato che viene dato al soggetto, alla persona che va a vaccinarsi, possono manifestarsi, ma devono essere segnalati. Questo non vale solo per i vaccini, vale anche per i farmaci, perché questo, anche il vaccino è un farmaco. Comunque dobbiamo anche considerare che il vaccino, questo tipo di vaccino, è stato utilizzato e viene utilizzato in quantità elevatissime, quindi in numeri elevatissimi, che in un breve periodo di tempo portano anche ad una attenzione a livello nazionale, a livello internazionale, a livello regionale su quelli che sono gli effetti. Quindi tutto quello che viene segnalato, che viene detto, non deve scoraggiarci, ma deve incoraggiarci a portare avanti insomma l'adesione alla vaccinazione. Il Presidente ha detto anche stamattina che proprio anche per la fascia pediatrica coinvolgeremo i pediatri perché possano insomma in maniera più approfondita di quanto possa fare io parlare del vaccino nella fascia pediatrica. Perché i bambini, i ragazzi insomma che a partire dai 12 anni cominceranno a frequentare la scuola a settembre, e sappiamo che la vaccinazione sarà estremamente importante per evitare insomma
di stare a casa per evitare situazioni che possono poi portare non solo ad effetti diretti determinati dalla malattia, ma anche agli effetti indiretti che sono legati proprio all'epidemiologia di questo virus. Non lo so se avete qualche domanda. Era la cosa in sospeso che riguardava il pass e i guariti. Ah sì, allora per quanto riguarda il Green Pass e per quanto riguarda i guariti, allora abbiamo praticamente con Azienda Zero, con gli uffici dell'informatica, individuato tutti quei soggetti per cui non era ancora stata registrata o non era insomma stata, come si può dire, definita la data del primo tampone positivo, perché voi sapete che per avere il Green Pass a seguito di malattia bisogna avere la data del primo tampone positivo. Quindi li abbiamo suddiviso per aziende, abbiamo mandato queste posizioni, chiamiamolo, che erano risultate incomplete, e a mano le URSS risaliranno alla data di segnalazione della prima positività e la inseriranno. Se questa invece non compare, la persona può rivolgersi all'azienda URSS e portare, magari l'ha fatto in un laboratorio privato, non l'aveva presentato, insomma per qualsiasi altro motivo, o anche l'ha fatta all'estero, perché abbiamo anche questo caso che è stato previsto dall'ultimissima circolare che ha mandato il Ministero sul Green Pass, quindi non soltanto coloro che hanno fatto la vaccinazione all'estero, ma anche quelli che si sono ammalati all'estero. Quindi se hanno documentazione relativa alla positività che hanno avuto, quindi un tampone positivo o alla fine della quarantena, si risale alla data della positività e viene ad essere caricata in modo tale da ridurre via via queste posizioni mancanti e quindi di dare la possibilità alle persone insomma, che hanno avuto una positività di avere il Green Pass. Su questo volevo dire una cosa, per quanto riguarda diciamo, la riduzione dell'intervallo tra la prima e la seconda dose a cui accennava il Presidente, oltre al fatto che abbiamo una maggiore disponibilità di vaccini che quindi non ci costringe diciamo, ad allargare, ad aumentare l'intervallo fra le dosi, in questo momento di circolazione delle varianti, l'avevamo già inserito nel nostro piano di sanità pubblica del mese di luglio, è raccomandato da tutti gli organismi nazionali ed internazionali di farle nel tempo insomma, più breve possibile, secondo quanto previsto dalla scheda tecnica. Quindi oltre ad esserci la disponibilità per farlo, che è una cosa importante perché altrimenti non possiamo garantirlo, è importante proprio scientificamente perché la vaccinazione con doppia dose noi sappiamo che aumenta l'efficacia del vaccino e di conseguenza la difesa del soggetto nei confronti della malattia. Quindi per il Green Pass ho detto e volevo dire anche questa cosa. Per i soggetti positivi, voi sapete che c'è una circolare del Ministero che dice di vaccinarsi da 3 ai 6 mesi, quindi di fare la dose dopo, oppure si può fare entro i 12 mesi. Questo significa che il Green Pass vale fino a 12 mesi dalla data della prima positività. La nostra raccomandazione è quella di farle il prima possibile, perché anche il soggetto che è stato positivo è vero che ha sviluppato una risposta anticorpale specifica perché ha superato la malattia, ma non abbiamo dati sufficienti che ci permettono di capire fino a quando effettivamente e quanto il soggetto è protetto. Quindi prima si interviene dopo i 3 mesi con la vaccinazione, più la persona è protetta, soprattutto se la persona è una persona fragile che ha delle condizioni di rischio. Quindi anche questo è importante, chiudere il prima possibile secondo quanto è stabilito il ciclo vaccinale, perché anche questo della vaccinazione parziale, avete visto, insomma, può determinare anche delle positività. Si è alzate le mani perché ho perso il conto, avevo visto una Moscati, una Vanzan, ok, Moscati e Vanzan. Sì, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Fatalità, oggi mi era arrivata proprio una richiesta alla quale lei ha ampiamente risposto già con i tempi di quarantena ridotti, però questa persona mi chiedeva una cosa specifica, cioè lui ha finito la seconda dose già a maggio, poi il 30 risulta positivo in seguito a una sensazione di perdita del gusto e basta. Fa un tampone ed è positivo, mantiene quei famosi giorni di quarantena. Di isolamento in questo caso. Sì, esattamente, di isolamento e
non ha più nessun sintomo, neanche quello della perdita del gusto, ma fatto l'otto ha un risultato ulteriormente ancora positivo. Allora domanda, quanto devo... Sì, non l'ho detto perché insomma mi sembrava di appesantire quelle che erano... Allora, sono i cosiddetti lungamente positivi. E si è visto che ci sono delle persone che praticamente, anche senza sintomatologia, rimangono positivi per un periodo di tempo più lungo rispetto ai 7 giorni, 10 giorni o 14 giorni che conosciamo come intervalli di quarantena o di isolamento. E questi praticamente via via perdono il cosiddetto pericolo, diciamo, di infettare gli altri pur rimanendo positivi, quindi fino a 21 giorni. Arrivato al 21esimo giorno, anche se il soggetto risulta positivo, può praticamente essere liberato. Ecco. Grazie. Questo è previsto. Sì. Grazie per la domanda. Dottoressa, buongiorno. Quindi ricapitolando, beta da noi in Veneto non ci sono ancora stati, va bene, quindi non è stata trovata. Al momento non ne abbiamo adesso non mi ricordo se qualche settimana fa c'è stato qualche caso, verifico, ma al momento non abbiamo nessun caso di beta. E invece per quanto riguarda, riassumendo, chi è un contatto occasionale, nessun isolamento, chi invece è un contatto stretto si riduce solo se è vaccinato completamente. Sì, a 7 giorni. Rimane a 10. Va bene. La circolare da quando entra in vigore? È arrivata ieri, quindi oggi facciamo la lettera. Vi forniremo anche quella. Sì, vi diamo anche la circolare. Grazie. Le slide sono già però comprensive. Sì, c'è uno schema anche all'interno della circolare, insomma, volevo intanto spiegarvela perché insomma non è proprio immediata. Ecco. 13:28, possiamo chiudere qua, ringraziamo la dottoressa Russo, grazie. Appena terminata la conferenza stampa del Presidente Zaia, ha parlato, l'avete sentito, anche la dottoressa Russo. Il Presidente ha dato il bollettino regionale con 583 nuovi positivi, l'incidenza è 1,36 rispetto ai tamponi effettuati, 13.421 i positivi ad oggi, dal 21 febbraio invece sono 443.921 le persone positive. I ricoverati sono 206 meno 12, per quanto riguarda l'area non critica sono 178 con un meno 15, mentre in area critica, quindi in terapia intensiva, sono 28 con un più 3. I decessi sono 11.651 con un più 1, mentre i dimessi sono 22.616. Il Presidente Zaia ha ribadito che bisogna evitare assolutamente gli assembramenti. Agosto, dice, sarà il mese simbolo, dice ce la giochiamo tutta in questo mese. La fascia più colpita, poi, ha detto, è quella dei cinquantenni, e tutti quelli che sono in ospedale sono tutti non vaccinati, dice, e ce li troviamo purtroppo in ospedale. Quanto alla terza dose, Zaia ha detto è probabile che si faccia, la prevenzione, dice, in Veneto non chiuderà nemmeno per il 15 agosto. Per quanto riguarda invece le prenotazioni, i centri vaccinali, dice, rimarranno o meno aperti a seconda delle prenotazioni. Poi ha parlato di alcune novità, intanto l'accesso diretto, quindi senza prenotazione da domani fino al 30 di agosto per le persone tra i 12 e i 25 anni. Dunque possono accedere in maniera diretta, senza nessuna prenotazione, dunque fino al 30 di agosto. Da domani invece chi vuole anticipare la seconda dose, dopo aver ovviamente maturato però i giorni giusti sia per Pfizer sia per Moderna, lo può fare, basta andare al centro vaccinale, potrà dunque anticipare la dose. E invece chi va a vaccinarsi ora con la prima dose avrà già la seconda dose stabilita, seconda calendario, dai 21 per Pfizer ai 28 giorni invece per Moderna, e questa è la novità.
Per quanto riguarda invece i veneti che si trovano fuori provincia e che vogliono prenotarsi la vaccinazione o farsi la vaccinazione sempre all'interno però del territorio veneto, lo possono fare dunque anche in un'altra provincia. Questo anche per agevolare chi si trova in realtà in ferie. Per quanto riguarda invece i vaccinati fuori dall'Italia, dunque perché molte sono state le chiamate degli imprenditori, ha detto il Presidente Zaia, che avevano fatto il vaccino all'estero, potranno rientrando andare sul sito della propria ASL, mandare la certificazione della vaccinazione compiuta, però vaccini che siano stati eseguiti, ovviamente vaccini EMA. Potranno dunque mandare le loro vaccinazioni, subito dopo arriverà un messaggio per poter scaricare il Green Pass. Poi invece ha preso la parola anche la dottoressa Russa, che ha fatto tutta una serie di importanti questioni anche sulle varianti, dicendo che quella prevalente attualmente nel Veneto rimane la Delta, e poi ha parlato dei cambiamenti per quanto riguarda le quarantene. Poi ovviamente ne daremo massima informazione questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante per il meteo, la pubblicità, poi torniamo in studio perché ci saranno anche degli ospiti e parleremo non solo di Green Pass ma anche dei soccorsi in mare. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Previsioni per giovedì 12 agosto. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso con assenza di precipitazioni. Rispetto a mercoledì le temperature di notte saranno in aumento leggero o moderato e di giorno senza variazioni di rilievo. Minime tra 19 e 23 gradi, massime tra 30 e 35 gradi. Venti deboli o moderati in alta montagna da nord-ovest, sulla costa e in prossimità dei rilievi a regime di brezza, altrove con direzione variabile. Mare calmo. Sul Friuli Venezia Giulia cielo sereno, clima molto caldo a causa dell'anticiclone africano, qualche isolato piovasco relegato ai rilievi possibile sulle aree dolomitiche. Temperature minime tra 22 e 24 gradi, massime fra 32 e 33 gradi. Afa elevata su coste e aree urbane. Venti a regime di brezza, mare poco mosso. Sul Trentino Alto Adige al mattino cielo sereno poco nuvoloso, temperature minime in aumento. Nel pomeriggio tempo prevalentemente soleggiato, a parte temporanei annuvolamenti sui rilievi, ma associati a scarso rischio di precipitazioni. Temperature minime 19 gradi, massime fra 33 e 36 gradi. Venti a regime di brezza, mare calmo o poco mosso. Dal meteo è tutto, arrivederci. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Siamo tornati nuovamente in studio, siamo ancora in diretta ed ora ci colleghiamo, lo vedo già nello schermo, con Fernando Tomasello, vicepresidente nazionale e presidente dell'Umpli Padova. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno e grazie dell'invito. Buongiorno, dunque si parla ovviamente sempre del Green Pass. Nel territorio padovano abbiamo sentito che sono state confermate insomma il 70% tra sagre e fiere, ma voi dite sulla questione Green Pass c'è molta confusione. Beh, diciamo che c'era più confusione fino a ieri, adesso la nuova circolare, i nuovi chiarimenti stanno dando pianino pianino un attimo di chiarezza e tra l'altro domani avremo un incontro con la prefettura, quindi ci auguriamo di fugare anche gli ultimi dubbi. Per noi c'è stato un periodo di intenso lavoro e soprattutto di grande confusione, come ho ribadito in diverse occasioni, perché in effetti uscivano all'ultimo momento circolari, erano confuse, non c'era chiarezza e soprattutto nei termini, nel caso nostro sagra, evento, spettacolo, che venivano accomunati con un unico significato e che dava ulteriore grande confusione per chi doveva applicare le norme. Ecco, e fra l'altro oggi anche il Presidente Zaia insomma, faceva un esempio, ecco, quando siete alla sagra e siete insomma, allo stand, c'è la coda, mettetevi la mascherina.
Assolutamente, questo lo raccomandiamo a tutti. Diciamo che ho visto parecchie iniziative, manifestazioni sagre organizzate dalle nostre associazioni del Proloco aderenti all'UNPLI, e fino ad oggi non ho sentito di particolari lamentele, non ho visto particolari assembramenti come ho visto purtroppo in altri casi, in altre città e per altri eventi. Noi raccomandiamo assolutamente di contenere quelli che possono essere i motivi di assembramento, di cercare di dare più sostegno e ovviamente disponibilità possibile ai nostri visitatori, e oltretutto di raccomandare ai nostri operatori di avere il Green Pass, ovviamente per quelli che sono tenuti, anche se la norma effettivamente prevede che chi è operatore all'interno di una iniziativa, di una manifestazione, di uno stand gastronomico, non sarebbe obbligato ad averlo. Questo, mi scusi, è un po' un controsenso rispetto, cioè quelli che vengono devono averlo, però chi fa l'operatore no. È uno dei termini che non capiamo neanche noi, ma noi tendiamo, e lo dico a tutti i nostri associati, i presidenti che mi telefonano preoccupati, e devo dirvi che la preoccupazione è stata veramente elevatissima negli ultimi giorni, e devo dire dobbiamo applicare anche il buon senso. E soprattutto l'autorità principale che abbiamo nei nostri comuni, le nostre Proloco ovviamente gravitano principalmente nelle piccole comunità, nelle piccole e medie comunità, è il sindaco. Quindi confrontiamoci con l'autorità, condividiamo il percorso e il lavoro da farsi e applichiamo appunto quello che è il buon senso, perché in effetti se la norma non lo prevede comunque noi sollecitiamo affinché i nostri operatori abbiano tutti i requisiti, i presidi necessari, la pulizia utile per poter dare il servizio migliore ai nostri concittadini e anche per se stessi, ovviamente, per la sicurezza di tutti quanti coloro i quali lavorano. Ecco, il fatto che ci sia comunque un 70% che ha deciso di organizzare, di promuovere sagre e fiere, insomma è un bilancio comunque positivo questo. Beh, diciamo che il bilancio è positivo. Noi abbiamo dei dati di livello nazionale che ci confortano da un certo punto di vista negli ultimi periodi. Ci hanno messo in grande apprensione perché abbiamo presentato, dopo il rapporto stilato dalla CGA di Mestre nel corso prima della pandemia, rapporto importantissimo che è stato presentato al Senato e che oggi è pubblicato da Marsilio in tutte le librerie nella collana ricerche, appunto, che dà dei dati, dà una lettura, dà una carta di identità di quello che è il nostro mondo, che non abbiamo fatto nei 140 anni della nostra storia e che finalmente oggi abbiamo, ma abbiamo fatto anche un altro lavoro, grazie sempre all'impegno della CGA, quello di monitorare quello che è stato l'impatto nel periodo del Covid. Vi devo assicurare che l'impatto è stato veramente tremendo. Stiamo ora tirando fuori un po' la testa, grazie ai presidi, grazie al lavoro fatto, grazie all'attenzione, grazie anche a un po' di coraggio che ci vuole, però in effetti è stato un impatto notevole e se sono saltate il 95% delle manifestazioni e delle iniziative nel periodo Covid, oggi il 70% che si sono attivate è un segnale grandemente positivo anche in termini economici e sociali, cosa che abbiamo analizzato. Ecco, per quanto riguarda invece il Green Pass, sarà difficile un sistema di controlli all'interno delle sagre? Ecco, questa è la grande confusione. Quando si parla di sagra, cosa si intende? Ovvero, in una sagra, che è una festa popolare in occasione di una ricorrenza per festeggiare un santo patrono oppure per promuovere un certo prodotto o per una tradizione anche di carattere ludico e creativo che coinvolge l'intera comunità, il paese, la sagra non è più un elemento di rischio, è la stessa cosa che andare in Piazza dei Signori a Padova oppure camminare per la piazza del paese nel giorno di festa, nel giorno in cui c'è più movimento. Il problema è chiarire sagra e quindi iniziativa generale e evento, spettacolo, stand gastronomico. In questo caso l'attenzione è massima, l'evento, lo spettacolo, stand gastronomico sono sottoposti a tutti quanti quei presidi che sono stati previsti e sono previsti dalla normativa vigente anche con gli ultimi chiarimenti. La sagra in se stessa è un qualcosa che coinvolge l'intera comunità e quindi anche chi magari non è interessato, uno passa per il paese nel momento in cui c'è la sagra,
non andiamo certamente a chiedere a lui il Green Pass, ovviamente lo chiediamo a coloro i quali partecipano in maniera attiva, presente a un evento, a un qualcosa che effettivamente può creare problemi, che ha un accesso ben preciso, ha un'uscita ben precisa. Poi la normativa recita anche il fatto che partecipare a una sagra si deve essere, e noi lo faremo, lo metteremo in chiaro nei nostri cartelli di segnalazione, si deve essere in possesso del Green Pass. Non siamo tenuti a controllarlo ovviamente in questo caso, ma potrebbero esserci dei controlli da parte delle autorità che nei confronti di coloro i quali partecipano. Quindi la questione è ancora siamo aperta, ma comunque più chiara di qualche giorno fa sicuramente. Io la ringrazio, grazie davvero, grazie per essere stato con noi, grazie per questo, insomma, per queste importanti assolutamente novità anche per il Green Pass, anche perché la gente ancora non ha molto chiara la situazione, soprattutto nei luoghi, come lei diceva, delle sagre, soprattutto paesane. Ecco, noi ci teniamo molto alle sagre, ma ricordiamo che è una percentuale abbastanza limitata nelle attività delle Proloco. Vorrei ricordare che le Proloco fanno tantissime iniziative, un 30%, 40% sono sagre, ma la parte restante sono attività di carattere culturale che sono importantissime sotto il profilo sociale, mentre le sagre ovviamente hanno dei riflessi anche dal punto di vista economico molto importanti. Ecco, un'ultima domanda prima di chiudere il collegamento. Cosa si potrebbe fare secondo lei di più in questo momento per garantire la sicurezza? Di più è vaccinarsi. Io ho fatto 2 AstraZeneca, il primo e il secondo, e mi sento tranquillo. Ovviamente bisogna sempre avere la mascherina quando c'è l'assembramento, pulirsi le mani, eccetera, eccetera, ma non ci sono molte altre cose da fare. Quello che dobbiamo fare è superare la paura, non essere qualunquisti, cercare di comunque essere e promuovere quelle iniziative che ricreano quel momento di socialità che è fondamentale, perché 1 anno e mezzo di lockdown è veramente duro, soprattutto per i più giovani, ma non solo, per tutta la popolazione, direi. Grazie, la ringrazio davvero, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito. Grazie, buon lavoro. Altrettanto. Ed ora invece anche la cronaca, parliamo di cronaca perché a Meolo, nel Veneziano, c'è stata un'intossicazione di giovanissimi da cloro in una piscina, ma ci racconta tutto il nostro Christian Arboit, che è andato proprio a Meolo per capire che cos'è accaduto. Buongiorno Christian. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Possiamo parlare di una disavventura a lieto fine per oltre una dozzina di bambini che ieri sera accanto a genitori e accompagnatori stavano festeggiando la fine del campo scuola all'hotel ancora a Losson della Battaglia a Meolo. Il campo scuola della parrocchia di Vaglio in comune di Roncade. Doveva essere un party di chiusura. I bambini avevano appena mangiato hamburger e patatine e poi il tuffo nella piscina, ma pochi istanti dopo si sono sentiti male, bruciore agli occhi, una leggera intossicazione anche delle vie aeree. Sono ovviamente iniziati momenti di paura, di preoccupazione, di apprensione. Gli stessi titolari accanto ai genitori hanno chiamato il SUEM 118 subito sul posto. Sono arrivati i sanitari, le ambulanze sia dal Cafoncello, quindi dall'ULS 2 Marca Trevigiana, sia da San Donà di Piave. Del resto siamo proprio sul confine tra le province di Venezia e Treviso. Diverse ambulanze che hanno prestato le prime cure, quindi hanno un attimo seguito i bambini. Alcuni sono stati invitati nei pronto soccorso sia di San Donà che di Treviso per ulteriori approfondimenti, ma verso mezzanotte, l'una di notte, tutti sono rientrati a casa. Qualcuno ha dovuto anche
effettuare alcuni aerosol, ma diciamo che la situazione è rientrata dopo l'iniziale preoccupazione. Questa mattina ho parlato sia con le mamme organizzatrici di questo campo scuola, sia con i titolari dell'albergo. Probabilmente c'è stato un problema nella diffusione, nella somministrazione del cloro, forse una criticità dovuta a una pressione troppo elevata nell'erogazione. È la prima volta che accade, mi hanno detto i titolari dell'hotel all'Ancora, appunto però appunto diciamo che il clima questa mattina era un clima assolutamente positivo. Ho parlato appunto sia con la titolare che con le mamme, eravamo a bordo piscina, quindi c'è stato questo sospiro di sollievo collettivo nella chat dei genitori. Appunto questa mattina tutti dicevano si è risolto il tutto per il meglio. Di certo c'è da sottolineare che ieri sera c'è stata una vera e propria task force di sanitari e mezzi in questo albergo di Losson della battaglia. La promessa di tutti i titolari e genitori è quella di rifare la festa di fine campo scuola, e quindi probabilmente nei prossimi giorni si recupererà la serata. Il campo scuola si era svolto nelle scorse settimane nella zona di Felcade, nell'Agordino. Questo per il momento è tutto, Daniela, ti restituirei la linea. Grazie davvero, grazie a Christian, grazie e buon lavoro. Noi andiamo avanti con la nostra diretta, perché non parliamo solo di Covid, parliamo anche della cronaca. Ci sono stati anche diversi incidenti al mare, è iniziata la stagione turistica e purtroppo tanti soccorsi, davvero un super lavoro soprattutto per i bagnini. Noi parliamo proprio con Mauro Finotto, lo vedo già collegato con noi, capo bagnini di Jesolo. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Buongiorno, dunque siamo entrati proprio nel clou della stagione e insomma il bilancio è un bilancio insomma di un lavoro non indifferente per voi. Abbiamo visto anche tanti soccorsi, come sta andando, diciamo? Quest'anno la stagione sta andando da un punto di vista dei salvataggi un po' in maniera caotica, nel senso che probabilmente abbiamo anche molte persone provenienti dall'est che non conoscono la pericolosità del mare e quindi si mettono in situazioni di pericolo, perché ricordiamolo che comunque il mare è sempre pericoloso per l'uomo, perché noi comunque siamo animali terrestri. Abbiamo avuto molte situazioni di bambini, abbiamo fatto molti salvataggi di bambini, dove questi salvataggi erano dovuti alla disattenzione dei genitori. Allora io vorrei invitare un attimo i genitori a essere più attenti nel controllare i bambini, perché non ultimo 3 giorni fa quel bambino, non so se, immagino che tutti abbiano sentito parlare di quel bambino in prossimità di Piazza Brescia che abbiamo recuperato proprio in extremis, e questo bambino qua stava salendo verso riva assieme ai genitori. I genitori, convinti che questo lo seguissero, sono andati sotto l'ombrellone. Probabilmente dai racconti fatti dai testimoni il bambino si è girato e è rientrato in acqua. È finito in un punto un po' profondo ed è rimasto a testa in giù, e come dicevo prima siamo riusciti a recuperarlo solo grazie alle manovre di rianimazione che comunque tutto il personale del salvataggio conosce a perfezione. Ecco, le difficoltà che avete insomma a dover controllare ampi insomma spazi di spiaggia con davvero tantissimi turisti. Sì. Questo è vero, e probabilmente stiamo già discutendo di questo, di fare delle riunioni quest'inverno per vedere di implementare ulteriormente le torrette di salvataggio, quindi magari restringendo anche questi 320 metri che in situazioni di pienone come sta capitando quest'estate significano
qualche migliaio di persone all'interno di ogni postazione, quindi è un po' difficile anche per gli assistenti bagnanti poter controllare il tutto. E poi teniamo presente che la gente probabilmente entra anche in modalità turistica, dico io, perché comunque non chiedono assistenza ai bagnini, non chiedono dove possono andare, cosa c'è di pericoloso, vanno a nuotare in punti e soprattutto al largo, i bambini li portano non sotto le torrette dei bagnini o comunque nelle vicinanze, ma li tengono magari, come è successo l'altro giorno, li tengono a circa 200-230 metri dalla postazione, per cui capisce che è difficile controllare il tutti e è difficile anche intervenire in tempo. Ecco, questi sono i comportamenti pericolosi che tengono i turisti, soprattutto lei diceva agli stranieri rispetto agli italiani, insomma, sì, che più o meno un po' conoscono la zona. Che c'è un incremento in questo senso. Probabilmente non c'è quella cultura dell'acqua che comunque tra gente, non so, anche i tedeschi hanno sviluppato nell'arco di decenni che vengono a Jesolo o comunque nelle spiagge italiane e quindi non si rendono conto della pericolosità. A questo fra l'altro si aggiungono anche i malori oltretutto. Sì, i malori sono dovuti principalmente al fatto che questi fanno abbondanti colazioni, perché c'è il famoso buffet, no? In genere negli alberghi, e poi magari dentro una sala con l'aria condizionata al massimo e poi escono, sentono il caldo, no? L'oppressione del caldo e dicono ok, andiamo un attimo a farci un bagno, o comunque basta mettere anche le caviglie in acqua, possiamo andare incontro a una congestione e quindi finiamo sicuramente per terra, e se non siamo fisicamente messi bene è facile che rimaniamo lì, insomma. Dobbiamo spesso e volentieri noi interveniamo in queste situazioni proprio con il massaggio cardiaco e quindi riusciamo in qualche modo a recuperarli. Poi questo varia anche in base all'età delle persone, perché se sono persone anziane è un po' più difficile, se sono giovani si recuperano sicuramente. Fra l'altro, insomma, queste temperature degli ultimi giorni di certo non vi aiutano. No, questo caldo qua non aiuta, diciamo che fino adesso abbiamo avuto problemi più per il mare che per queste situazioni, però è anche vero che gli anziani e i bambini dovrebbero comunque nelle ore più calde cercare di rimanere in casa o comunque all'interno di posti un po' freschi. Ecco, lei non so se ha qualche dato, ma insomma quanti soccorsi avete avuto nell'ultimo mese? Guardi, nel mese di luglio noi come Jesolo Turismo abbiamo fatto circa 19 interventi con 32 persone salvate. Un bel dato, eh? Sì. Ecco, c'è un bel lavoro. Ecco, per chi vuole fare il bagnino, per chi molte volte ci chiamano e dicono ma come si fa? Voi insomma oltretutto sapete anche attuare le manovre rianimatrici, ma che cosa potete fare? Cosa si può fare per fare il bagnino? C'è un corso ovviamente? C'è un corso che dura circa 3 mesi, sono circa 180 ore in totale di corso, dove si imparano sia le manovre in acqua, si impara a nuotare per il salvamento, si imparano le manovre di rianimazione, si impara a usare il defibrillatore, poi tutte queste cose qui. Usiamo il pulsiossimetro, noi in dotazione abbiamo oltre al pulsiossimetro anche il misuratore di pressione da polso, per cui riusciamo anche a rilevare un po' dei parametri che fino a qualche tempo fa non riuscivamo a vedere. Implementeremo ancora di più perché adesso la tecnologia sta andando avanti e quindi sta miniaturizzando certe cose e probabilmente avremo anche un ECG
per l'anno prossimo nelle torrette, quindi riusciremo anche a monitorare il battito cardiaco. In quanti siete lì a Jesolo? Per la Jesolo Turismo siamo circa una 60. Poi ci sono anche i privati, le associazioni di privati, e tenga presente che sono 34 torrette, 35 con la bis, una bis. Ecco, tornando ai corsi, più o meno quando è che farete i corsi? Magari noi abbiamo qualche telespettatore che ci chiama e ci dice: ma per fare il bagnino come si fa, quando lo si fa? Ma soprattutto Sì, ci sono delle caratteristiche anche fisiche? Sì, certamente uno deve avere comunque l'uso di tutti i quattro gli arti, deve avere una buona vista, deve comunque saper nuotare. C'è un preesame prima di partecipare al corso e poi si fa questo corso. Se si passano gli esami si diventa a tutti gli effetti un assistente bagnanti. C'è un ulteriore esame da fare per poter lavorare in spiaggia e poi si passa. C'è l'obbligo a Jesolo, se si ha la patente nautica meglio, perché abbiamo quasi tutti i mezzi a motore che hanno l'obbligo della patente nautica. Quindi in pratica un assistente bagnanti deve avere la patente nautica, deve avere il brevetto di LSD per l'uso del defibrillatore, insomma un po' di cose le sa fare. Questo sarà per voi il mese più difficile a livello proprio di turismo, di numero di turisti? Sì, diciamo come numero sì. Probabilmente sarà anche forse da come chiamano le previsioni meteo meno impegnativo rispetto a luglio. Speriamo, vediamo come vanno le condizioni meteo marine. Ecco, prima insomma, di lasciarci, se dovesse lanciare un appello insomma, ai turisti, non solo a genitori e bimbi, insomma, ma ai turisti che vengono lì in spiaggia, che cosa direbbe? Ai turisti direi comunque di tenere presente quello che ho detto prima, che noi non essendo animali marini ma terrestri, anche se cadiamo in 2 centimetri d'acqua e teniamo la testa in questa acqua non riusciamo a respirare, per cui dobbiamo fare attenzione un po' a tutto. Direi di non avventurarsi oltre i 30-40 metri dalla riva se non si è buoni nuotatori, se non si ha confidenza con il mare. Direi di seguire, di guardare le bandiere, se c'è bandiera rossa che segnala una situazione di pericolo generico, ma in ogni caso se c'è il mare mosso segnala una situazione di pericolo in mare, direi di evitare di entrare, o comunque se si entrare quei 10-15 metri, non di più, e comunque sentire, vedere e ascoltare sempre le indicazioni degli assistenti bagnanti, perché loro sono sul posto, conoscono un po' tutti i pericoli della zona, le buche, i pontili. È pericoloso avvicinarsi ai pontili col mare mosso, come avvicinarsi agli scogli, un po' tutte queste situazioni qua, e di tenere costantemente sorvegliati i bambini, questo sì. Questo è uno dei problemi, a luglio. Mi pare di capire che questi sono proprio dei problemi più importanti in questo periodo. Sì, ma abbiamo avuto un sacco, parlo di 16 interventi con bambini che rischiavano, sono finiti sotto i pontili, sono finiti contro le rocce in pineta, proprio perché c'era una disattenzione da parte dei genitori, ma bambini anche piccoli, 4-5 anni. Quindi non 9-10, ma 4-5 anni, significa che insomma bisogna tenerli d'occhio. La ringrazio, grazie davvero, grazie per aver accettato il nostro invito e per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro soprattutto. Buon lavoro. Anche grazie. A voi. Grazie. Abbiamo parlato anche insomma, nei giorni scorsi invece che erano partite le lettere di sospensione per io vedo già collegato, anzi prima di parlare di questo, vedo già collegato con noi il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno, dunque
con lei parliamo di Green Pass, perché insomma le zone termali fortunatamente non hanno insomma, questo problema così per gli hotel, intendo. Sì, non è richiesto il Green Pass, quindi chi vuole venire a soggiornare alle terme appunto non ha l'obbligo di esibirlo. È ovvio che non esibire il Green Pass comunque non esula dal rispettare in maniera precisissima tutta la normativa e tutte le buone prassi per evitare che appunto ci possano essere dei casi di contaminazione dal virus. Ecco, Sindaco, come sta andando la stagione turistica a Montegrotto? Ma allora, rispetto alla storicità delle stagioni, abbiamo avuto un inizio del mese di agosto molto buono, mese di agosto che solitamente per noi rappresenta bassissima stagione, la prima parte. E stanno arrivando numerose prenotazioni per quanto riguarda, diciamo, questa settimana, la settimana di Ferragosto, e soprattutto per l'alta stagione che inizia in prossimità di questi giorni per poi andare fino all'autunno inoltrato. Quindi i segnali sono molto buoni. C'è molta fiducia, ovviamente tenendo sempre sotto controllo la situazione generale, soprattutto per quanto concerne la mobilità dall'estero. E in più è arrivata anche la bella notizia del bonus fatto dal governo per agevolare, diciamo, i servizi che offrono gli stabilimenti termali, e quindi c'è uno spirito di positività e di sensazione che le cose possano tornare ad andare bene. Ovviamente manteniamo alta la guardia come istituzioni per il controllo delle normative e ci auguriamo che si possa tornare ad una normalità che ben sappiamo non è la normalità canonica, però i segnali di ripresa ci sono tutti. Ecco, Sindaco, noi avevamo sentito insomma anche le zone balneari ci dicevano insomma situazione abbastanza tranquilla, anche se c'è un po' di risentimento per chi non ha il Green Pass. Lì avete avuto problemi di questo genere? Ma allora, per quanto riguarda ad esempio alcuni eventi pubblici, dobbiamo richiedere il Green Pass, dobbiamo richiedere anche il documento d'identità. L'invito che io faccio a tutti è di vaccinarsi, di avere questo Green Pass in modo da poter andare pressoché ovunque. Non ci sono problemi per quanto invece concerne a livello turistico, appunto perché non esiste l'obbligo di richiederlo. Però, come ho detto prima, questo non esula dal rispettare il distanziamento, dall'usare i dispositivi come la mascherina quando ci sono possibili occasioni di aggregazione, quindi bisogna sempre agire nell'ambito del buon senso, appunto per evitare appunto che ci siano magari più avanti delle decisioni più restrittive. Quindi la sensazione è positiva, non ci sono stati casi di recriminazione, soprattutto nei ristoranti quando viene richiesto il Green Pass. Ristoranti ovviamente solo nella parte interna, perché nella parte esterna non è richiesto, e quindi non ci sono criticità tali da essere evidenziate. Senta, lei diceva insomma arrivano anche i turisti stranieri, sappiamo che insomma nelle zone balneari ce ne sono anche parecchi. Sì, anche da noi è bellissimo il giovedì, il giorno di mercato settimanale di Montegrotto, girare per le bancarelle e sentire qualche accento altoatesino, quindi italiano con flessione molto teutonica, qualche austriaco, qualche svizzero, qualche francese, qualche tedesco. Lo stesso mio fratello ha trascorso non alle terme, perché lui è originario di Montegrotto, ma venendo dalla Germania ha passato una settimana al Cavallino, quindi è bello anche sentire l'arrivo di questi turisti dall'estero, che ben sappiamo che a differenza degli italiani che scelgono la destinazione turistica dove soggiornare all'ultimo minuto, i tedeschi, soprattutto i tedeschi, ma comunque tutto il mondo, diciamo, di lingua tedesca si organizza mesi prima, e in questo frangente i segnali di prenotazioni per i mesi di settembre-ottobre ci sono nei nostri alberghi di Montegrotto. Ecco, e come iniziative per il Ferragosto, visto che ormai ci stiamo proprio avvicinando al Ferragosto lì a Montegrotto? Ci sono una serie di iniziative di caratura privata come la Movida, che patrociniamo, soprattutto dedicata a un target di famiglie giovani. Ci sono iniziative nei singoli alberghi con momenti di intrattenimento. Per quanto riguarda l'iniziativa che organizzeremo come Città di Montegrotto Terme, il giorno 14 all'alba, quindi nelle prime ore del mattino, alle 5:15, ci sarà un bellissimo concerto all'alba nel Parco Naturale di Villa Draghi, ovviamente non solo per i cittadini ma anche per gli ospiti che vogliono vedere il sorgere del sole. E poi a Ferragosto ci sarà il concerto
piazza Primo Maggio con un grandissimo cantante israeliano, Sagirei, accompagnato dalla Flash Dance Academy, che è una delle scuole di ballo più importanti della nostra zona, che opera in tutto il Veneto. Quindi c'è molta carne sul fuoco, molte attrattive per tutti i gusti, per i più giovani e per i meno giovani. È un Ferragosto che vuole essere anche un punto per ripartire a festeggiare queste giornate in maniera turisticamente degna. Che poi insomma le città termali non finiscono la stagione per agosto, voi insomma andrete anche avanti? Noi la iniziamo. Esatto. La iniziamo a metà agosto, andiamo avanti fino allo scoccare quasi alla fine dell'autunno, fino a novembre inoltrato. È anche vero che però questo concetto di stagionalità sta subendo dei cambiamenti, perché le stagionalità classiche per quanto riguardano le terme stanno cambiando, perché a differenza del mare, che comunque l'estate non si sceglie quando arriva, ma quando arriva, mentre la stagionalità delle terme sta cambiando. E noto anche una predisposizione positiva a destagionalizzare il servizio che gli hotel danno agli ospiti, in modo da riempire gli alberghi anche nei periodi che storicamente sono di bassa stagione, come l'estate o come il primo inverno. E invece per quanto riguarda invece la scuola, insomma abbiamo parlato anche con vari sindaci, tutto pronto, ormai si dovrebbe tornare anche in presenza senza nessun problema, ovviamente contagi permettendo. Sulla scuola tutto pronto, nonostante appunto i contagi siano sotto controllo. Abbiamo adottato delle iniziative in termini di lavori pubblici per cercare di adibire degli spazi per favorire una didattica con un concetto diverso, che è il concetto che poi nasce in epoca Covid, quindi bambini più distanziati, spazi più ampi, per garantire anche in caso di esigenza maggiori spazi e quindi tutelare non solo la salute dei professori, che fortunatamente sono quasi tutti vaccinati, ma anche quella degli studenti, che poi tornando a casa sono a stretto contatto con le famiglie e con fasce deboli come magari possono essere i nonni che hanno una certa età. Quindi siamo tutto pronto. E aggiungo anche una cosa, perché come comune stiamo scrivendo una lettera agli albergatori per favorire l'accesso alle piscine anche ai cittadini di Montegrotto Terme, magari con prezzi agevolati, per riscoprire anche quella sensazione di ozium tanto cara agli antichi romani, che si prova magari dopo una giornata di lavoro andare a mollo mezz'oretta, un'ora in acqua termale o toccasana. E in più stiamo predisponendo anche un fondo per incentivare l'utilizzo dei servizi termali anche con fondi pubblici comunali. Ovviamente queste scelte sono purtroppo riservate ai nostri concittadini da determinate categorie di età. Tutto questo per ribadire un concetto: l'economia trainante del nostro territorio è il termalismo, lo dimostrano gli investimenti anche sul museo archeologico legato al termalismo che abbiamo fatto. Dobbiamo credere in questa prospettiva, ovviamente cambiando i parametri che fino ad oggi hanno portato a fare investimenti. I parametri vanno cambiati perché il Covid rivoluziona l'interpretazione del turismo. Dobbiamo essere tutti pronti, imprenditori, categorie economiche e soprattutto istituzioni, a questo grande cambiamento che, se non viene colto, rischia veramente di affossarci. Sindaco, la ringrazio, grazie davvero, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie del servizio che fate e buona trasmissione. Grazie davvero. Grazie. Ed ora noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo qua in studio e insomma terminiamo con l'ultima parte della nostra diretta. Siamo tornati nuovamente in diretta, continuiamo anche con la cronaca, con un'operazione della Guardia di Finanza di Padova, contraffazione e vendita di prodotti industriali, consegni, mendaci e frode in commercio. Di questo sono indagati 2 imprenditori bellunesi attivi nel ramo del pellet. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 350 tonnellate di pellet potenzialmente pericoloso, non certificato e con loghi contraffatti. L'operazione delle Fiamme Gialle Patavine è iniziata a giugno con un primo sequestro di 48 tonnellate di materiale proveniente dalla Romania e stoccato in un magazzino a Padova, ed è proseguita intensificando i controlli nei canali di approvvigionamento online e in questo periodo, dal momento che proprio nei mesi estivi e i negozi e la grande distribuzione comincia a mettere da parte il materiale per i mesi invernali, ed è proprio in questo periodo inoltre che il mercato offre sconti e offerte sul
pellet. Le indagini di giugno hanno portato ad individuare i 2 grossisti che, stando alle risultanze investigative, erano in grado di piazzare il materiale a prezzi molto competitivi. Questa è la notizia, invece ora torniamo a parlare, ne avevamo accennato prima, ai medici e alle lettere di sospensione per i medici che non si erano vaccinati e lettere che sono arrivate. Sono partite anche le prime sospensioni a Cervarese e Santa Croce, infatti la prima sospensione di un medico di base Novax e ora anche il sindaco è corso ai ripari perché 1500 sono rimasti ovviamente senza il medico, quindi vediamo il servizio. La notizia in paese si è diffusa subito quando un cartello affisso fuori dall'ambulatorio ha avvisato i pazienti che la dottoressa Dina Sandona non è più in servizio. Il primo medico Novax sospeso nel Padovano è di Cervarese Santa Croce. Nelle scorse ore l'USL 6 le ha inviato la lettera di sospensione, con lei sospeso anche un altro sanitario che opera in guardia medica. Il sindaco di Cervarese, nonostante le vacanze, sta cercando di risolvere la situazione. Stiamo adoperando perché tutti i cittadini che sono stati sempre sotto di lei vengono immediatamente reperiti da un'altra dottoressa, in quanto devono avere i suoi o i farmaci o una visita medica e quant'altro. Il sindaco stesso è paziente della dottoressa sospesa e con lui altri 1500 cittadini di Cervarese rimasti senza medico dall'oggi al domani. Al momento una dottoressa medico di base a Teolo ha dato disponibilità per seguire una parte dei pazienti. L'ambulatorio provvisorio per tamponare questa emergenza lo abbiamo costruito all'interno del comune, per cui all'interno del comune abbiamo messo un ufficio a disposizione proprio per fare l'ambulatorio. Stiamo preparando una squadra di protezione civile che andrà sulle piazze per ritirare i tesserini sanitari e riportarli poi in casa propria in modo da agevolare tutti i cittadini che hanno una tessera sanitaria valida. Nei giorni scorsi il sindaco aveva sentito la dottoressa sospesa, che però è sempre rimasta ferma sulle sue posizioni contro il vaccino Covid. Ci siamo sentiti ancora prima che lei ricevesse questa lettera da parte dell'USL, però da quello che ho capito, anche da quello che mi ha detto l'USL, lei rimane ferma sulla sua volontà. Le decisioni di chi si vaccina o no, non è credo compito mio di dire di vaccinarsi. In questo caso la dottoressa ha fatto una scelta, anche se ci ha un po' complicato la vita, insomma. E anche l'Ordine dei Medici è intervenuto proprio sulle prime sospensioni dei medici di medicina generale. Un medico non può essere, han detto, Novax al lavoro per non lasciare però i pazienti senza assistenza. L'essere medico non è compatibile con l'essere Novax. Sono chiare le parole del presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, che commenta così la prima sospensione di un medico di famiglia Novax. Oltre alla sospensione dall'incarico verrà sospeso dall'ordine. Ora si lavora per trovare sostituti e non lasciare i pazienti senza assistenza. Le cose si stanno già cercando di sistemare, non dovrebbe rimanere nessuno senza medico. Perché parte saranno assorbiti dai medici vicini e poi necessità si daranno degli incarichi provvisori. Oltre al medico di Cervarese Santa Croce è stato sospeso un sanitario della Guardia Medica. In totale sono poco meno di una ventina le posizioni dei medici di medicina generale Novax in esame dall'USL 6 di Padova. L'Ordine dei Medici di Padova si è espresso contro la provocazione lanciata nei giorni scorsi dal manager della sanità veneta Luciano Flor, che ipotizzava di mandare i medici Novax proprio nei reparti Covid. Un medico Novax sta fuori dall'ambiente scientifico, quindi non può esercitare la professione, quindi non può essere mandato in un reparto Covid. L'altra è una lesione dei diritti di qualunque cittadino, perché se anche il medico è Novax, va bene, ha diritto a che la sua salute sia tutelata. E che cosa faccio? Mando un non vaccinato in un ambiente dove si può prendere il Covid e magari morire. Non mi pare che sia una posizione, come dire, coerente.
Ed ora invece andiamo a Vicenza, dove per noi c'è la nostra Gabriella Basso per vedere anche come sta andando la situazione Green Pass lì nel Vicentino, se ci sono stati problemi insomma particolari. Abbiamo parlato anche durante questa diretta proprio anche delle offese rivolte ai ristoratori dai Novax, una situazione che è davvero difficile in questo momento. Gabriella, buongiorno. Buongiorno a te Daniele, telespettatori di Antenna 3. Sì, è una situazione complicata anche a Vicenza. Ad inizio settimana abbiamo sentito una barista appunto del centro storico che si è vista arrivare gente che a più riprese ha cercato l'ha offesa, ha insultato lei e i suoi clienti proprio perché lei aveva espresso in maniera molto chiara la sua posizione sul fatto che non potevano accedere persone senza il Green Pass nel suo locale, nemmeno per andare in bagno. Questo l'ha sempre detto a tutela anche dei suoi stessi clienti. Novax, no Green Pass, che sono andati appunto, ti dicevo, a più riprese proprio con l'intenzione provocatoria, tanto che sulla questione sta anche indagando la Digos proprio per capire che persone sono e con il timore che questi si possano ripresentare, perché tra l'altro sappiamo che i no Green Pass hanno già espresso la volontà a più riprese di manifestare ogni sabato nelle varie piazze italiane contro appunto il Green Pass, quello che proprio state mostrando in questo momento. Green Pass che però vede anche i ristoratori un po' in difficoltà, nel senso che al di là sicuramente di essere ligi alla legge, perché non possono fare diversamente, anche se adesso la circolare ha disposto che non sono obbligati, non sono tenuti a verificare che il Green Pass corrisponda alla carta d'identità della persona che ne è in possesso, quindi non devono verificare la carta d'identità a meno che non si rendano conto di una palese situazione appunto di non legalità. Però diventa complicato perché magari si creano, come ci hanno raccontato, delle code delle persone in attesa, perché ora che scannerizzi il Green Pass, che controlli la carta d'identità, che trovi, insomma, sono create diverse code davanti al ristorante. A una ristoratrice è successo addirittura che c'è stato il classico acquazzone improvviso, mentre i suoi clienti, tutti senza Green Pass, erano seduti all'esterno e non ha potuto farli entrare, quindi sono rimasti con le pizze in mano sotto, diciamo, il tendone in mezzo alla pioggia. Diciamo anche che molti ristoratori si sono organizzati, nel senso che hanno i plateatici, grazie anche alle amministrazioni comunali che hanno ampliato la possibilità di plateatico, quindi per il momento stanno giocando molto su questa cosa, cioè di stare all'esterno il più possibile, così non sono costretti a chiedere il Green Pass nel vero senso della parola. Altra situazione che si è verificata, per esempio a Vicenza c'è la Basilica Palladiana. Sopra la Basilica Palladiana c'è una terrazza che c'è un locale appunto proprio per le serate, per ammirare la città dall'alto, i tramonti e godersi l'aperitivo. Cosa succede però? Che questa terrazza è sopra la Basilica Palladiana, che è sito museale, e quindi per accedere al sito museale bisogna mostrare il Green Pass, per cui chi vuole andare sulla terrazza deve passare per la Basilica, deve mostrare il Green Pass e quindi non va più su alla terrazza. Il titolare ha perso il 50% dei clienti e quindi anche del guadagno, dell'attività, insomma. Quindi una situazione abbastanza complessa, ecco, possiamo dire. Ecco, Gabriele, anche un'altra notizia, questa riguarda Venezia, poi ti chiederò magari a Vicenza cosa sta succedendo. L'ULSS 3 Serenissima sta definendo in queste ore la sospensione di altri 40 sanitari dopo i 30 sollevati dal servizio nei giorni scorsi. Si tratta per lo più di infermieri che hanno rifiutato senza motivazioni plausibili di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria contro il Covid. Il direttore sanitario della direzione sanitaria Edgardo Contato ha escluso che tra i Novax più convinti ci possano essere anche dei medici di base rimasti fermi nelle proprie convinzioni. Abbiamo visto prima il servizio delle prime sospensioni anche a Padova. Com'è la situazione lì a Vicenza? Allora, sai che Vicenza è stata la prima, l'USL 8 è stata la prima proprio a sospendere dei sanitari, erano all'inizio 37, poi sono scesi a 25, alcuni ancora sono tornati sui propri passi, si sono quindi vaccinati. Diciamo che al momento nell'USL 8 Bari, che ha dato dell'altro giorno, che è la direttrice generale Maria Giuseppina Bonevina ha fatto la conferenza stampa, spiegava che sta abbastanza rientrando la situazione, non ne hanno sospesi altri
altri al momento, stanno ancora aspettando un ulteriore diciamo, cambiamento di opinione. Di quelli che erano i medici, diciamo, di medicina generale piuttosto che della medicina privata, dei 2000 circa che erano ancora sospesi, siamo scesi a meno di 1 migliaio, però siamo ancora anche in questa fase, ancora nell'invio della terza o quarta lettera bonaria con l'invito a vaccinarsi. Dopo sapete che c'è la diffida ed infine tutto viene ovviamente vagliato sempre dalla commissione scientifica e tecnica dell'USL per definire appunto chi presenta poi dei documenti per evitare di vaccinarsi, però al momento la situazione qui sembrerebbe stabile da questo punto di vista. Notizia invece per quanto riguarda la situazione dei ricoverati, che fino a ieri erano 8, oggi sono scesi a 7, ma solo perché una delle persone, che era una signora vaccinata, però con una sola dose ma con problemi di diverse patologie, quindi il vaccino aveva diciamo, avuto un effetto minore su di lei, però si è negativizzata e quindi è stata dimessa. Ecco, oggi anche ha dato la notizia Luca Zaia, ricordiamo che da domani ci sarà l'accesso diretto delle persone dai 12, quindi dei ragazzini dai 12 ai 25 anni fino al 30 di agosto. Come sta andando lì per i giovani? Insomma, cominciano, abbiamo visto che c'è un buon afflusso insomma, di giovani adesso. Sì, c'è stata una buona risposta anche qui a Vicenza da parte dei giovani, in modo particolare veramente subito sono partiti già fin dall'inizio, diciamo appena hanno aperto, molti sono, parliamo dei 18 in su, sono andati a vaccinarsi. Anche quelli dai 12 in su stanno andando appunto, stanno scegliendo di vaccinarsi. È chiaro che lì c'è sempre dietro la famiglia e quindi anche una visione sul vaccino diversa e quindi c'è una buona risposta al riguardo per quanto riguarda il Vicentino, ecco, anche da questo punto di vista. Da domani capiremo un po' se ci sarà effettivamente un assalto o meno al centro vaccinale di Torre di Quatesolo, che è quello diciamo, più grande in questo momento a Vicenza, ma ci sono altri centri, sempre dello Slotto Berica, che vaccinano con dei giorni prestabiliti. E tutto sarà da vedere da domani in poi, anche da questo punto di vista, anche perché poi siamo in una settimana di Ferragosto un po' complicata, c'è ancora gente in vacanza, nonostante in città ci sia abbastanza gente a Vicenza, però il fine settimana è sempre un po' difficile col caldo africano poi che incombe, molti stanno andando nei luoghi di vacanza, quindi bisognerà vedere. Grazie davvero Gabriella, grazie di averci insomma spiegato com'è la situazione lì a Vicenza, grazie e buon lavoro soprattutto. Grazie, buon lavoro a voi. Noi siamo arrivati anche al termine di questa diretta, avete sentito, lo diremo anche nel corso dei nostri telegiornali, quali saranno insomma, i cambiamenti che ha annunciato oggi il Presidente Zaia nella conferenza stampa, facendo poi anche un po' parlando anche del bollettino regionale con i nuovi positivi che sono oltre 500, ma situazione abbastanza buona, e il Veneto, lo ha detto oggi e lo ha ribadito, rimarrà in fascia bianca. Queste dunque le notizie. Nel corso dei nostri telegiornali ovviamente vi parleremo e vi faremo vedere qual è il provvedimento, poi i nuovi provvedimenti presi dalla Regione Veneto. Si chiude qui questa diretta, a me non rimane che salutarvi e ringraziarvi per averci seguito. Grazie e arrivederci.